Bellissima, bellissima questa orchestra fantastica, Sinfonie di un dono. Io veramente vorrei capire cosa sta succedendo, ne parlerò anche con i miei ospiti, invece che eventi di pace nel 2026 apriamo non solo conventi di guerra, ma conventi di persone fuori di testa. Avete visto come è stata ammazzata quella donna ieri, una roba allucinante, incredibile. Se ne stava andando con la macchina, a sangue freddo. Io non so, qui c'è qualcuno che è fuori di testa, che non si rende conto cosa sta succedendo, ma soprattutto il buon senso, l'etica, il rispetto, le regole. Qui ognuno fa quello che vuole, ma non solo in Italia, parliamo in Europa in generale, ognuno decide di fare, di non fare, di agire, di non agire. E il problema è che queste persone maneggiano soldi pubblici, soldi dei popoli, che invece di investirli su quello che serve per il loro bene, le necessità, per far crescere il paese, ognuno si fa le proprie cose o non le fa proprio. Il problema è che siamo in Europa, ci siamo anche noi, vedete la Presidente Meloni quante volte è in Europa e non solo in Europa, ma soprattutto capire dove vorremmo arrivare. Questi giovani, 40 giovani morti in un colpo solo, pochissimi minuti, non ci sono più. Altri che sono negli ospedali, avete sentito i chirurghi ieri cosa hanno detto, molti avranno più di anni di ospedale, non finirà mai, perché stanno crescendo, la pelle ha bisogno di continue cure, di continui interventi. E poi diciamo che non abbiamo giovani. Sì, ma se continuiamo così a permettere loro di fare cose che non dovrebbero fare, perché il business supera l'etica, il buonsenso e il rigore, non si andrà da nessuna parte. Ma questo a molti non interessa, ve lo posso assicurare, basta vedere la povertà, ne sentite parlare voi. Voi sentite parlare di povertà, vi fanno vedere le file che ci sono fuori nei centri di raccolta che facciamo noi, nei banchi solidali, nelle mense. Pochissimo, una volta a Natale, poi si nomina un'associazione perché dà mangiare a tutti un giorno. E noi che ci facciamo il mazzo così 360 giorni all'anno, tutti i giorni, che non solo diamo da mangiare ma aiutiamo anche economicamente, e chi vi vede, chi se ne frega di voi. Però quell'associazione è supportata da tanti soldi anche. Però va bene così, perché la visibilità va data a chi vuole, a chi fa parte del giro, a chi riesce a essere nel cerchio magico. Ne parleremo questa mattina col professor Giampiero Dalla Zuanna, professore di demografia all'Università di Padova. Io la ringrazio sempre, professore, di essere qui, perché appunto io ho bisogno di numeri certi, sicuri, non di numeri che creano solo confusione, perché poi non hai la contropartita. Loro ti danno i numeri, ma non hai la contropartita di quello che sai, che può dire guardi che lei sta dando dei numeri sbagliati. Non c'è. Invece lei è un professore all'università, una persona per bene e cerca di dire le cose come stanno. Saluto anche Marco Schiesaro, sindaco di Cadone, che parleremo anche lei di sicurezza, sindaco, centrodestra. Grazie anche a lei di essere qui. Sentiremo, visto che i sindaci hanno la patata bollente più del governo, anche più dei ministri, dico io, più dei consiglieri, assessori regionali, perché è l'unico posto dove le persone si rivolgono, è l'unica porta aperta che trovano. Io la vedo così, sindaco, poi mi dirà lei se è vero o se non è vero. Allora, professor Giampiero Dalla Zuanna, ho aperto così perché lei sa quanto mi stavano a cuore i giovani. Io sto cercando di mettere la famosa goccia nell'oceano, ma credete anche per me non è facile. Ma io continuo. Prego, professore, cosa ci dice? Rispetto a quel che diceva prima, quello che dicevi Mirella sulla povertà, hai pienamente ragione, cioè nel senso che negli ultimi anni purtroppo la povertà non è diminuita, anzi per alcune categorie è aumentata. Questo è avvenuto perché purtroppo c'è stato in Italia, e purtroppo bisogna dire solo in Italia, una perdita importante di quello che viene chiamato il potere d'acquisto, cioè praticamente la gente, rispetto all'aumento dei prezzi che c'è stato, i salari sono aumentati di meno. Se questo costringe le persone, diciamo benestanti, semplicemente a rinunciare a qualche spesa in più, per le persone invece che sono sempre sul limite della povertà, costringe a proprio, come si dice, a non arrivare alla fine del mese, insomma, e quindi devono rivolgersi a chi può dargli una mano, chi può aiutarli, insomma. Questo è quello che è successo e purtroppo questo accade specialmente fra le famiglie più numerose, quelle con più bambini,
ed è una delle cose che frena anche le persone ad avere figli, naturalmente, perché è stato visto che oltre alla perdita del lavoro, una delle cause che fa entrare in povertà può essere la nascita del secondo o del terzo bambino. Quindi questa è una cosa che purtroppo ci sono stati alcuni miglioramenti per le cose, per le famiglie, però ancora siamo lontani da una svolta decisa. Questo vale non solo nelle zone più povere del paese, ma anche nelle zone dove la gente sta relativamente bene, come il nord-est, come le nostre periferie e cose del genere. Ecco. Professore, qualcuno dice che i giovani non hanno voglia di lavorare, non li abbiamo, non fanno lavori umili, non si adattano a qualsiasi cosa. Io penso invece che adesso la demografia si faccia sentire, cioè non li abbiamo proprio. Adesso cominciamo a sentire che questi giovani mancano. Quelli che hanno anche la possibilità di avere una laurea oppure di poter andare all'estero per cercare di migliorare la loro qualità della vita, se ne vanno e pochi ritornano, specialmente se sono bravi, se li tengono stretti, noi invece li lasciamo andare. Come vede lei questi numeri, professore? Con che numeri apriamo nel 2026? I numeri sono anche su questo non sono incoraggianti, nel senso che effettivamente abbiamo un numero di nuove persone che si affacciano sul mondo del lavoro che è assai più basso rispetto alle persone che vanno in pensione, perché stanno andando in pensione i figli del boom delle nascite, no? Quelli nati negli anni nostri, nati negli anni 60, mentre stanno arrivando all'età a 20 anni i giovani nati all'inizio di questo secolo, e, insomma, che sono molti di meno. Quindi c'è effettivamente un problema di numeri. Per quanto riguarda il fatto che i giovani non vogliono lavorare, queste sono tutte stupidaggini, cioè non è vero, non è così. Cioè, i giovani lavorano, fanno i loro conti e decidono di prendere, cercano di fare come tutti noi, cercano di fare i lavori migliori che possono fare. Cercano di prepararsi per farlo, cercano di studiare, tutte queste cose qua, eccetera. I genitori cercano di aiutarli. È certo che se tu trovi all'estero condizioni migliori e ormai andare all'estero costa meno che andare sottomarina, insomma, da un punto di vista, no, dei prezzi dei biglietti, delle cose, eccetera, la gente ha questa opzione in più. E fra i giovani che vanno all'estero metà sono laureati e metà sono invece giovani che hanno fatto un diploma o addirittura non hanno neanche un diploma superiore. Cioè, alla fine si è aperta una possibilità e molti ragazzi la prendono. Pensare a un discorso di pigrizia, così eccetera, c'è sempre state le persone pigre, anche ai tempi nostri, come ci sono sempre state le persone invece che avevano voglia di fare, ma non è così, la gente prende le sue decisioni in base alle possibilità che gli si mettono davanti. Se un ragazzo vede che trovare una casa in affitto è quasi impossibile, vede che gli danno stipendi bassi, non gli danno un lavoro a tempo indeterminato oppure glielo danno con un salario molto basso, se trova un'opportunità migliore in Germania, in Olanda e in Danimarca, va in Olanda, in Germania e in Danimarca. Ecco, così è. E quindi noi per riuscire a trattenerli, questi giovani, dobbiamo garantirgli a loro dobbiamo garantirgli buone possibilità non solo di salario ma anche di prospettive. So che c'è il sindaco di Cadoneghe là adesso, c'è una bella industria che fa forni a Cadoneghe che ha assunto decine e decine di giovani ingegneri e questi non vanno all'estero perché l'industria gli dà prospettive di lavoro, giovani, storici, quindi di questo abbiamo bisogno. Vede professore, e sono veramente contenta che lei abbia detto chiaramente anche cosa si sta facendo nel nostro territorio, chi sta assumendo, perché noi non lo sappiamo mica, nessuno dice niente, sembra che non si muova niente, mentre lei sta spiegando, e mi fa anche piacere proprio di avere il sindaco Marco Schesaro di Cadoneghe,
proprio per capire invece che ci sono aziende che hanno capito l'importanza di investire anche sui giovani, naturalmente preparati con la... ma li abbiamo, avete sentito che li abbiamo. Allora sindaco, lei è anche un sindaco giovane, non è diversamente giovane, è un sindaco giovane, ecco, come commenta le parole che ha sentito del professor Giampiero Dalla Zuanna? Certo che bisogna investire nei giovani, dando loro le possibilità anche di crescita. Prego. Allora, intanto buongiorno a tutti, buongiorno a chi vi segue. Il saluto caramente del professore, perché insomma l'ho conosciuto tanti anni fa e mi fa piacere di potermi confrontare con lui insieme a lei su molti temi così importanti. Ha detto bene, io condivido tutto quello che ha detto e le sue perplessità e anche così gli auspici, ecco, sui giovani, perché non è vero che i giovani non hanno voglia di far niente, bisogna dare le condizioni naturalmente perché i giovani, perché lo siamo stati tutti giovanissimi, giovani e meno giovani, quindi è una ruota, no? Come si dice. E quindi siamo in grado anche di capire, seppur la società cambia, la società sta cambiando, ma i giovani sono sempre quel grande contenitore di speranze, no? E anche di grandi opportunità per la comunità. Una comunità che riesce a dare, a mio avviso, le speranze e le prospettive per le nostre famiglie e i giovani se si allea. Cioè se crea quelle condizioni fertili affinché il territorio possa produrre qualcosa di buono, può produrre sussidiarietà, può produrre legami, può produrre ricchezza, lavoro e anche benessere. Questo lo sta facendo un'azienda qui a Cadone che, come diceva il professor Dalla Zuanna, che sta creando lavoro, e però quell'azienda lì nel 2020 se ne stava andando negli Stati Uniti d'America, perché lì le condizioni, la burocrazia, il costo dei terreni e il costo e le tasse e soprattutto le difficoltà proprio burocratiche per poter aprire un'azienda sono molto minori, perché le comunità locali, le contee, le regioni, diciamo le contee hanno più autonomia rispetto ai comuni italiani. Lì è stata creata una grande operazione che solo diciamo negli ultimi 2 anni permetterà loro, quindi non faccio il nome dell'azienda ma l'avete capito, produce forni e assumerà più di 600 persone. Ma chi assume? Assumono giovani, anche meno giovani, ma tutte persone che sono altamente qualificate e specializzate, che escono dalle nostre università. Ma come facciamo a tenere qui questi giovani altamente formati, specializzati, che sono quelli che escono dalle aule dove c'è anche il professor Dalla Zuanna? Dobbiamo essere in grado, lo Stato, il governo, deve essere in grado di poter creare le condizioni perché vi siano degli stipendi più abbondanti, più importanti. Lo vediamo quando la gente ha 2 lire in tasca, penso a quando arriva la 13ª e la 14ª per chi può averla, la gente spende, perché la gente ha comunque delle necessità familiari che deve rispondere, cambiare il letto, cambiare la cucina, cambiare la macchina, comprare la bicicletta per il figlio, la cartella per i figli, i dispositivi multimediali per i ragazzi, quindi le famiglie hanno queste necessità, però a mio avviso, mi permetto anche una piccola critica, non basta solo il cuneo fiscale. Perché se noi continuiamo a giocare il livello salariale entro i 33, 35, 40 mila euro lordi annui, quella è la coperta. Ma anche se noi diminuiamo di qualche punto l'IRPEF, non è sufficiente perché la base, cioè il massimo, l'imponibile di 33-35, sono comunque pochi. E se noi ci troviamo penultimi, se non ultimi, in termini salariali di crescita degli ultimi 25 anni, peggio di noi, fatto penso alla Grecia o alla Romania, insomma siamo così, cioè non possiamo essere concorrenziali, cioè noi stiamo anche proponendo ai giovani stipendi di partenza di 1.500 euro, 1.600 euro, ma sono i 3 milioni di lire, ma non possiamo più fare quel calcolo là, perché da 2000 al 2026 sono passati 26 anni, in 26 anni non è più l'economia degli anni 2000, non abbiamo più le spese degli anni 2000, non abbiamo più diciamo le necessità di quegli anni, bisogna ragionare sugli livelli salariali più elevati. L'altro giorno
alcuni miei amici qua di Cadone che hanno qualche anno in più di me o qualcuno qualche anno in meno, mi stanno scrivendo dall'Olanda, mi stanno scrivendo dalla Germania, mi stanno scrivendo dalla Danimarca, ecco, e mi stanno dicendo che lì hanno aperto quello che qui volevano aprire. Uno di loro ha aperto per esempio una società che fa sviluppo di droni, un altro è andato a insegnare, un altro è andato invece all'interno degli ospedali. Ecco, anche il tema degli ospedali. Noi perché perdiamo intelligenze? Perché perdiamo professionalità? Perché rischiamo di perdere professori come Dalla Zuanna, che sono diciamo sono coloro i quali preparano la comunità del futuro, i ragazzi del futuro, perché all'estero cercano l'intelligenza e la preparazione italiana, perché qui ne abbiamo tantissima, però dobbiamo anche pagarli adeguatamente, e quindi i livelli salariali sono troppo bassi, sono troppo bassi e la gente non ci arriva. Noi perché ogni anno dobbiamo continuare ad aumentare le provviste per, penso, Caritas, il sociale del comune di Cadone che consuma, tra virgolette, impegna quasi l'80% delle risorse pubbliche? Ci rendiamo conto, vero? Allora, per quello io vorrei che si ascoltassero di più, quindi l'autonomia non è solo farla, bisogna anche ascoltarli, quindi bisognerebbe anche ascoltare i territori di più. I sindaci sono quelli che mangiano la polvere, perché all'interno di questo ufficio dove io vi parlo arrivano quotidianamente dalle 5 alle 6 persone e il 90% di queste pongono temi sociali. La ringrazio anche per la chiarezza, Sindaco, è proprio così. Il problema è che quella politica che dovrebbe ascoltare soprattutto voi che rappresentate il territorio, siete voi che andate a Roma a dire quello che vedete, quello che sentite. Il problema è che non venite ascoltati, questo è il grande problema. E siete anche in tanti e avete anche gli eserciti. Perché voi avete gli eserciti che sono i cittadini che vi votano. Però sa cosa penso? Che la politica supera questo. Cioè linee di politica che vanno da un'altra parte, nonostante i sindaci del territorio cerchino di far capire anche ai loro ministri, ai loro rappresentanti politici che le cose non vanno bene, che devono capire che devono veramente muoversi in un'altra maniera. Io penso, e qua chiedo anche al professor Giampiero Dalla Zuanna, quello che ha detto, io sono molto contenta che il professor Gerosa sia diventato assessore alla sanità. Non so cosa riuscirà a fare, perché tra dire e fare c'è di mezzo il mare, con la burocrazia, con tutti i paletti che troverà anche lui, vedrete, sentiremo. Però c'è quella volontà di cambiare la piramide. Il professor Gerosa ha detto, non c'è più la piramide di una volta, la famiglia con 4 figli, 2 nonni, è completamente cambiata la situazione, dobbiamo capovolgere la piramide. È d'accordo, professor Dalla Zuanna? Senza dubbio, se parliamo proprio di demografia in senso generale, Gerosa ha ragione. Ci troviamo adesso in una situazione in cui abbiamo e avremo anche nei prossimi anni un aumento continuo della popolazione con più di 65 anni, mentre la popolazione con più giovane è destinata a rimanere costante o addirittura a diminuire ancora. Per riuscire a invertire questa situazione possiamo fare opere di diverso tipo. La prima cosa è quella di vedere l'invecchiamento con una prospettiva diversa. Si parla infatti di invecchiamento attivo, il che non vuol dire di far lavorare la gente fino a 90 anni, ma vuol dire aiutare anche, rendere possibile agli anziani proprio, mi metto anch'io dentro, anch'io ho compiuto i 65 anni, quindi faccio parte. L'altro giorno al cinema mi hanno fatto lo sconto, mi sono sorpreso, io non lo sapevo questa cosa, sono stato molto contento. E allora, c'è bisogno però che le persone anziane abbiano la possibilità proprio di sfruttare al massimo le loro possibilità, le loro capacità. E per far questo c'è proprio la necessità di, come possiamo dire, anche culturale, di non vedere l'anziano come qualcuno che non ha più nulla da dare, non ha più nulla da dire. Anzi, per fortuna le condizioni di salute mediamente sono migliorate, è
migliorata anche le possibilità anche economiche degli anziani, e quindi è bene che l'anziano entri in modo molto più importante all'interno del ciclo economico. Già alcuni dati ce lo mostrano, ci sono molti pensionati che continuano a lavorare e non sempre lo fanno solo per motivi di soldi. Certo, i soldi non dispiacciono a nessuno, ma molti lo fanno proprio perché sentono di avere ancora molte cose da dare, eccetera. Pensi che se mettiamo insieme il nord-est e la Lombardia, l'anno scorso ci sono stati 10 miliardi prodotti di PIL, come si dice, prodotti da pensionati. Proprio come lavoro in più. Una volta si pensava che questi rubassero lavori giovani, adesso finalmente si è capito che questo è un lavoro importantissimo che questi possono fare e poi c'è tutta la partita del volontariato dove la Mirella ha tanto da insegnarci, insomma, no? Cioè, il volontariato adesso in buona parte è sulle spalle, diciamo, delle persone, come le chiama Mirella, diversamente giovani. L'altra cosa fondamentale è quella di trattare in modo più sensato tutta la partita delle migrazioni, che non devono essere viste come una specie di cerotto che si mette perché la società non ce la fa senza che arrivi gente da fuori, ma come un qualcosa di strutturale, accelerando tutti i processi di integrazione. Diceva prima il sindaco, no, che l'80% del fatturato del comune se ne va in sociale. E bisogna evitare che questo sia visto proprio come una spesa improduttiva, ma può essere vista proprio anche come un modo per accelerare, per esempio sul versante degli immigrati, l'integrazione dei ragazzi giovani, no? Per esempio aiutando sul discorso del dopo scuola o altre cose di questo tipo, che sono veramente tanta roba, come posso dire, che in silenzio va avanti e che contribuisce, e ringrazio anche Schiedaro per averlo citato, insomma, come il lavoro che facciamo noi all'università, anche quello che si fa con i ragazzi e con gli adolescenti è assolutamente fondamentale. Le cose non nascono a caso, nascono col lavoro continuo e giornaliero. Molto chiaro. Allora andiamo a vedere, andiamo a Padova e vediamo questo servizio bilancio Natale e poi lo commentiamo. Le befane giganti sui trampoli in Prato della Valle hanno chiuso gli eventi del calendario natalizio di Padova. Dall'accensione del grande abete davanti al comune lo scorso 29 novembre, le settimane che hanno preceduto il Natale e i giorni di festa hanno visto un aumento dei visitatori rispetto allo scorso anno. I dati li ha comunicati il vice sindaco di Padova, Antonio Bressa, nonché assessore ai grandi eventi. Ci ha permesso di avere un fattore di richiamo sulla città importante e abbiamo visto anche dai dati che ci sono stati forniti sulla base dei cellulari Wind 3 con un più 7% abbondante di visite nella città di Padova in tutto il mese di dicembre rispetto all'anno scorso e un più 10% di presenze a Capodanno rispetto all'anno scorso. In città, a Padova, più 7,6% di presenze per le festività natalizie. L'evento clou, lo spettacolo di droni a Capodanno, con oltre 33.000 visitatori, il 10% in più rispetto allo scorso anno. Ma anche il concerto degli Eiffel 65 in piazza Garibaldi ha avuto successo, così come i tradizionali mercatini natalizi e la pista di pattinaggio in Prato della Valle. Abbiamo avuto un mese di dicembre, esclusa la vigilia nella quale ha piovuto, in cui il centro e la città erano veramente stracolme di persone. Anche l'avvio dei saldi è stato positivo con tantissime persone. Questo ha comportato quindi un clima bello di festa per noi padovani, ma anche un motivo, diciamo, di ritorno economico per tutte le attività commerciali che sappiamo trovare in questo periodo, quello natalizio, il momento più importante dell'anno. Allora, chiedo al sindaco Schiesaro, è vero che è l'ultimo dell'anno, è vero che è Natale, è vero che abbiamo bisogno di staccare la spina, ma è anche vero che non conosciamo i costi di queste bellissime luci di Natale, di questi fuochi, di questi adesso ci sono i droni, non ci sono più fuochi, dove veramente
scusate se ve lo dico, ma io tocco la povertà e ho famiglie che non riescono ad avere dai comuni quasi sempre qualcosina di aiuto oltre a quello che magari hanno già, perché i soldi non ci sono. Qualcuno mi risponde, abbiamo gli sponsor. Certo che avete gli sponsor ed è anche vero, ma non le sembra che forse, Sindaco, sia un momento di capire ognuno nel proprio territorio quali sono le urgenze, le famiglie che hanno veramente la necessità di essere supportate, ma non con 100 euro. Veramente anche con le case, mancano le case, non trovano gli affitti, poi vedrete anche cosa è successo a Treviso, quanti morti abbiamo avuto nella nostra città. Siamo terzi nella graduatoria in Italia. Non le sembra che forse sarebbe utile anche avere la trasparenza su quello che spende il comune, anche naturalmente se ci sono gli sponsor ben vengano, però gli sponsor per i poveri si fa sempre fatica a trovarli, Sindaco, non so il perché, ma per i poveri mai. Sarebbe utile capire la trasparenza, quanti soldi spendono in comune per fare gli ultimi dell'anno, tutte queste feste, che per carità sono belle, è vero, noi abbiamo visto tantissima gente, sfido io, cosa fai? Tiri la cinghia tutto l'anno, almeno l'ultimo dell'anno cerco di avere un po' di felicità. Ma è questo quello che veramente vedremo anche negli anni futuri o veramente ci sarà anche un cambio di marcia da parte dei comuni, vedere cosa si può fare e anche la trasparenza sui soldi che vengono spesi per fare anche queste manifestazioni? Prego, Sindaco. Allora, io la ringrazio anche di questo tema, perché sono stato anche un po' criticato proprio perché ho fatto meno luci quest'anno degli altri anni, già il secondo anno. Questo perché? Per due ordini di motivi. Il primo, perché non posso fare un comune pieno di luci di Natale e magari non dare i servizi ai cittadini che li chiedono. No, bisogna, nella vita, come quando ci si alza la mattina, bisogna avere un ordine di priorità della giornata che si ha davanti. E poi perché c'è anche da dire questo, ormai da più di qualche anno noi comuni siamo soggetti alla spending review, quindi comuni virtuosi come il nostro, che ha il bilancio sano, in totale equilibrio, genera avanzo, anzi presentiamo il bilancio a metà di dicembre, quindi cose veramente molto importanti, anche quest'anno quasi 50.000 euro di spending review, cioè sono 50.000 euro di risorse contabili che noi abbiamo nel comune che li devo restituire a Roma, e magari con quei 50.000 euro facevamo il Natale o ancora prima facevamo ulteriori aiuti alle famiglie. Noi quest'anno, per quanto riguarda il Natale, abbiamo deciso di puntare un po' di più sulla comunità e un po' meno sull'apparenza. Abbiamo fatto qui i famosi concerti all'interno delle nostre chiese, delle parrocchie, abbiamo creato momenti di comunità all'interno del centro anziani, dove abbiamo riunito gli anziani, i giovani, e abbiamo creato, diciamo, la tombola, piuttosto che i pacchi solidali, piuttosto che dei momenti di comunità proprio, anche tra chi fa la ceramica, tra chi insegna l'inglese agli extracomunitari, proprio perché, come diceva il professor Dalla Zuanna, ci sono una serie di attività silenziose che vanno avanti all'interno nel sottobosco del territorio, che valgono tantissimo. Il dopo scuola, ti aiutiamo a fare i compiti, ti veniamo a prendere a casa, ti insegniamo l'italiano, lo insegniamo anche ai tuoi genitori. Non potevamo quindi arricchire il comune di stelle di Natale che durano 20 giorni e che, posso dirle, signora Mirella, vanno i preventivi che ci hanno fatto a noi tra settembre, agosto, settembre, ottobre, per arricchire la città di stelle di Natale, eccetera, ci vogliono dai 50 ai 70.000 euro per un territorio come quello di Cadoneghe. Io un 50-70.000 euro metto in piedi un servizio di trasporto scolastico, quindi vado a prendere i bambini a casa, li porto a scuola e da scuola li porto a casa per un anno intero. E quindi devo fare delle scelte. Ecco, questa è stata la scelta che noi abbiamo fatto. E quindi se lei mi dice trasparenza sui costi, per esempio del Natale, del Capodanno, eccetera, noi quest'anno abbiamo speso 10.000 euro. 10.000 euro, abbiamo fatto l'albero di Natale e poi abbiamo dato i contributi alle parrocchie e abbiamo fatto gli incontri, come le dicevo prima, all'interno del centro anziani, il concerto di Natale, abbiamo dato i regalini ai bambini, ecco, la calza della Befana, ecco, abbiamo
abbiamo puntato di più su dei momenti di comunità di aggregazione piuttosto che lo scintillio delle stelle. Non è che tutti sono d'accordo con questa mia idea e non sto criticando assolutamente l'amministrazione di Padova, perché ogni amministrazione deve essere autonoma e deve fare delle scelte come meglio ritiene. Certo che magari Padova ha una condizione diversa da quella di Cadone, che deve anche incentivare gli acquisti, ha molti ristoranti, artigiani, hotel, eccetera, c'è tutto un indotto turistico importante e io mi sento anche di fare anche un plauso da questo punto di vista, perché i turisti a Padova ce ne sono molti di più di tanti anni fa. No, ma non è quello, è la trasparenza, come ha detto lei, su quello che costano queste cose e come vengono pagate. Lei l'ha detto chiaramente. Come Cadone che ci vogliono, se vogliamo fare un Natale decente intendo le stelle in tutte le vie, gli alberelli nelle piazze, qualche evento eccetera, ci vogliono 70.000 euro più IVA. Bravissimo sindaco, era quello che volevo sapere. Io non dico che non devono farli, io dico che avrei piacere di avere la trasparenza sui soldi che vengono spesi e chi paga tutto questo ben di Dio, perché mi sembra che ogni comune, quelli grandi specialmente, chi la spara più grossa nel vero senso della parola, chi la spara più grossa, però vorremmo capire anche chi è che prende queste munizioni per sparare. Allora andiamo in pubblicità e poi ritorniamo subito col professor Giampiero Dalla Zuanna e col sindaco di Cadone, che è Marco Schiesaro. Yeah. Abbiamo Paola da Padova, vai Paola. Paola non c'è? Vediamo se riprendiamo Paola, andiamo a vedere questo servizio molto importante che vorrei farlo vedere al professor Giampiero Dalla Zuanna e anche al sindaco Schiesaro e poi lo commentiamo. Avere dei tipi di cure che potessero gestire tutto ciò che sono le problematiche relative a una malattia come la mia e averle sotto controllo e saperle gestire nell'emergenza ha fatto sì che io, oltre che vivere nel vero senso della parola, potessi anche poi effettivamente avere degli interessi, esprimermi, avere dei sogni e quindi andare avanti con la mia vita come fa qualunque altro essere umano. Emma e Filippo sono due giovani veneti che sono stati pazienti fin dall'infanzia dell'hospice pediatrico di Padova e nonostante la loro malattia sono riusciti a studiare e a realizzarsi nella vita. Filippo, residente a Vittorio Veneto in provincia di Treviso, è un grafico freelance e studente di beni culturali a Ca' Foscari a Venezia. È appena tornato da Dubai, dove è andato in viaggio con sua sorella, perché viaggiare per lui è una vera passione. Sfidare me stesso, se posso viaggio tanta stanza. Emma è laureata in filosofia a Padova, ora sta studiando semiotica a Bologna. Nel suo futuro vorrebbe proprio usare questa materia per abbattere gli stereotipi sulla disabilità. Molto spesso, proprio perché ci sono sempre state anche delle barriere nel mondo vere e proprie, le persone con disabilità non sono state molto bene spesso integrate in ciò che è la società. Questo comporta sempre una visione della disabilità come se fosse qualcosa di diverso o comunque alieno, quando in realtà fa parte e farà parte della vita di tutti prima o poi. Il nuovo hospice pediatrico di Padova giunge al traguardo, quindi è stato deliberato alla vigilia di Natale l'affidamento dei lavori dopo che la Fondazione La Miglior Vita Possibile aveva donato il progetto esecutivo della nuova casa dei minori sottoposti a cure palliative, un'opera già finanziata per oltre 10 milioni di euro. La prima pietra dovrebbe essere posata entro 6 mesi. È un grande impegno da tutti i punti di vista, etico, civile, sociale, ma che viene fatto davvero convintamente da tutti perché la causa è importante, la causa di garantire a questi ragazzi, bambini colpiti da una malattia difficile e spesso rara e quindi anche complessa da combattere, quella che noi definiamo come la miglior vita possibile. Vediamo se c'è Paola, che io non sento. Paola? Paola? Dico, pronto? Io non la sento già, vabbè.
Allora, professore Dalla Zuanna, quello che volevo chiederle anche con questo servizio è capire cosa sta succedendo, nel senso che io sto cercando di accelerare perché questi meravigliosi ragazzi, diversamente agili come li chiamo io, non chiamo solo i diversamente giovani, anche loro li chiamo diversamente agili perché per me la parola disabilità non esiste, è orribile, non vengono assunti, i numeri non tornano. Anche se c'è nella Costituzione, nelle leggi, la possibilità di assumere anche con sgravi anche per le aziende, così dicono i sindacati, i numeri non tornano. Ed è caduto anche Dalla Zuanna, perfetto, stamattina va da Dio. Allora, sentiamo il sindaco di Cadoneghe cosa dice, se anche lei riscontra questo problema. Ecco, è andato via anche il sindaco, perfetto. Sindaco, ha sentito cosa ho detto? Allora, mettiamo un altro servizio perché così non posso di sicuro continuare. Andiamo a vedere nuovo caso, anzi senza tetto, morti, record, Marca. Intanto ripristiniamo i collegamenti. Queste coperte lasciate ai piedi del monumento ai caduti in Piazza della Vittoria a Treviso non sono solo un riparo di fortuna, sono il simbolo di un'emergenza silenziosa che oggi assume connotati sempre più drammatici. Nel 2025 in Veneto sono morte 46 persone senza dimora. La nostra regione è al terzo posto in Italia per numero di persone senza tetto decedute, dopo Lombardia e Lazio. Treviso, prima provincia a livello regionale con 12 decessi. Lo rivela il dossier La strage invisibile 2025 dell'Osservatorio Nazionale sulle persone senza fissa dimora, che documenta una tragedia continua. Non si tratta solo di emergenze invernali, le morti avvengono in tutti i mesi dell'anno, soprattutto per malori, malattie non curate, incidenti e violenze, condizioni che la vita in strada rende spesso fatali. L'età media è drammaticamente bassa, intorno ai 40-50 anni. Il fenomeno non riguarda solo le grandi città, i dati mostrano che la maggior parte dei decessi avviene nelle province e nei centri medio-piccoli, contesti dove le persone senza dimora sono più disperse e difficili da intercettare. L'assessore alle politiche sociali della Regione Veneto, Paola Roma, indica nell'emarginazione sociale uno dei nodi principali del fenomeno: persone che restano ai margini, difficili da intercettare e accompagnare in percorsi stabili, con il rischio concreto di ricadere in strada. L'impegno massimo quindi va indirizzato verso sia le strutture di emergenza sia verso la rimozione delle cause economiche ma soprattutto psicologiche, con un lavoro di tutte le professionalità impegnate. Sull'emergenza comunque si sta lavorando per assicurare dei ricoveri soprattutto nei periodi climaticamente più ostili. Il lavoro però di integrazione è la vera prevenzione affinché queste situazioni non si ripetano. L'assessore del comune di Treviso, Gloria Tessarolo, evidenzia invece come l'aumento dei flussi migratori stia incidendo sul fenomeno, ampliando il numero di persone in condizioni di vulnerabilità e mettendo sotto pressione i servizi territoriali. Allora, professor Dalla Zuanna, non so se lei ha visto il servizio dei due ragazzi diversamente agili, laureati, ecco, che cercano di far capire l'importanza di esistere e soprattutto le aziende che non assumono. Io i sindacati, i numeri non tornano, hanno paura di assumere queste persone. Io mi domando quando abbatteremo queste assurdità che ci sono. Ecco, abbiamo questi giovani meravigliosi, però fanno molta fatica a essere assunti, e se sono assunti, io ho avuto una donna, una scrittrice di 40 anni, ha detto: certo che ho il lavoro, ma non mi fanno far carriera, sono nell'angolo, ecco, non riesco ad avanzare, eppure avrei tutte le possibilità. Ma cosa dobbiamo fare per far capire che i diversamente giovani come gli immigrati sono una risorsa e non un problema? Perché saremo anche con le aziende, per carità, all'avanguardia, però i numeri non tornano, professore, me lo dicono i sindacati, io i sindacati ci credo. Prego. Noi abbiamo, mi sentite? Perché prima si era interrotto. No, la sentiamo bene, professore, adesso. Benissimo, sì. Allora, noi abbiamo, diciamo, il mondo del lavoro è diviso, quelli che studiano dicono che è segmentato, no? Cioè ci sono alcune aziende, tipo quella che si citava prima, che assumono giovani ingegneri, storie, eccetera, e ci sono invece un pulviscolo di aziende,
una parte importante del mondo del lavoro che vive invece di professioni poco retribuite e anche basate su lavori che non danno carriera, non danno possibilità. Insomma, faccio un esempio: pensate un po' a tutto il lavoro del porta a porta, no? Che i comuni si gloriano anche di avere il porta a porta, e va benissimo perché permette di riciclare meglio i rifiuti, eccetera. Ma il porta a porta è basato sulla disponibilità di centinaia di persone che tirano sui sacchetti, li buttano dentro ai camioncini e queste cose qui, svuotano i bidoni a mano, eccetera. Questi sono tutti lavori che vengono retribuiti poco e che appunto portano spesso anche a precariato, sono basati sul coinvolgimento di cooperative, di cose, eccetera, e molto spesso appunto le persone che sono coinvolte là non riescono ad andare avanti, poi a costruirsi una vita, eccetera. Cioè, quindi abbiamo questi due mondi che spesso non si parlano, di cui uno ha bisogno dell'altro, ma che appunto, e torniamo a quello che dicevamo all'inizio della trasmissione, sono un pochino, insomma, sono molto condizionati appunto da bassi salari e appunto, come diceva anche il sindaco, no, da una differenza enorme che c'è fra il salario, il sindaco mi pare sia anche un imprenditore, quindi sa di quello che parla, no? C'è grossa differenza fra il salario netto e il salario lordo. Queste sono cose che non è che si riescono a risolvere a livello locale solo, eccetera, ma c'è bisogno di indirizzi molto più precisi anche a livello nazionale su questo, no? E questa roba purtroppo in questi anni e anche negli anni precedenti non è stata fatta, insomma, non c'è stato e l'Italia in questo si trova indietro rispetto ad altri paesi. Sentiamo come commenta il sindaco. Sindaco, a lei la parola e il commento su quello che ha detto e su quello che le ho fatto vedere anch'io, anche la paura di assumere queste persone, c'è sempre la paura, ecco, che creano problemi perché i ritmi sono più lenti, invece nelle aziende bisogna correre, bisogna fare in fretta. Prego. Sì, è assolutamente vero, è così di fatto. Io quello che continuo a segnalare è il tema salariale, perché quando arriva un ragazzo e dice alla fine quanto arriverò a prendere, e dico guardi, se prenderà 1.500, 1.600, 1.700, ma quante ore di lavoro? 40 ore, va bene. Allora, se è da solo, se è un ragazzo universitario, fa anche fatica a conciliare, no, lo studio e il lavoro, perché deve anche studiare oltre che appunto lavorare. Ma quando gli dico quanto costa l'azienda le sue 40 ore di lavoro, non sono 1.600, 1.700, sono 3.300, 3.400, 3.500. E capite voi che la differenza tra il lordo e il netto è enorme. E loro giustamente, e il dipendente dice sì, ma io poi vedo quello che mi arriva in busta paga, e hanno ragione. È lì quello che io voglio dire all'inizio. C'è il tema del cuneo fiscale, sì, ma bisogna aumentare proprio i salari reali, perché non è possibile che, se siamo in una comunità che è quella europea, non è possibile che a 300 km da qui lo stesso lavoro, le stesse ore, siano pagate il 30% in più, il 40% in più. Non possiamo essere competitivi, perché io oggi prendo un aereo e in 1 ora e 20 sono a Parigi, 1 ora e 50 sono a Berlino e prendo il 30-35% in più di stipendio netto. E poi c'è tutto il tema di chi rimane indietro, e lì per quello dico che non tagliate le risorse ai comuni, perché noi comuni, quelle persone che rimangono indietro, e guardate che in Italia si vede meno fortunatamente di tanti altri paesi, parlo dei paesi all'estero, sostanzialmente se noi manteniamo le risorse nei comuni, quelle persone che voi avete visto, che avete ripreso giustamente sotto il portico, che dormono poveretti al freddo e al gelo, e in questo momento qua da noi a Padova sta anche nevicando, in diretta ve la dico, se noi togliamo le risorse ai comuni, noi queste persone non siamo in grado di toglierle via dalle strade, perché non abbiamo i soldi. Allora noi come facciamo? Abbiamo la casa all'Altiero Spinelli, abbiamo degli appartamentini, li mettiamo lì e li indrizziamo, oppure paghiamo gli hotel per metterli dentro negli hotel.
Ma possiamo continuare a prendere il problema, a fare la casa dal tetto, o vogliamo incominciare a farlo dalle fondamenta? Quindi queste persone bisogna cominciare a inserirle all'interno, creare dei progetti che noi comuni siamo in grado di poi di metterli in piedi. Anche per esempio prendere queste persone e dire: dateci una mano al verde pubblico, a tenere pulito il comune, dateci una mano a spazzare per terra, a pulire le aiuole. Guardate che questa gente lo fa, perché questa gente è intelligente, anche se è ai margini purtroppo di questa società. Quindi diamo degli strumenti, creiamo dei contrattini semplici. Ma là il problema, sindaco, che non vogliono darvi questi strumenti, anzi vi mettono dei paletti per fare queste assunzioni. Non è così semplice prendere queste persone e farle lavorare, perché sfruttamento non puoi, non hanno i permessi, è tutta una storia che hanno invitato per... Ecco, meglio non far niente, così rimaniamo a posto. Paola, poi continuiamo, sindaco, sennò questa mattina il centralino non parte. Vai Paola. Sì, ciao Mirella. Scusa Paola, ma non ti sentivo. Mi senti adesso? Adesso sì, adesso sì. Forse che sarà l'audio, perché mi è un attacco di tosse. Siccome sono, non dico al freddo, ma per sparagnare su qua stueta elettrica su una stanzetta, perché... E ora di conseguenza che c'è tosse, raffreddore, eccetera, eccetera. Comunque non è certo per questo che ho chiamato. Complimenti a questo sindaco, tantissimi complimenti, è molto vicino ai suoi cittadini, cosa che non succede a Padova, che più di sentirti dire mandi un'email, cosa che naturalmente va a riempire il cestino della carta, non succede nulla. Volevo anche così fare un po' una riflessione. Ben venga questo interessamento per i giovani, perché sono il futuro, però anche ieri si è trovata una persona morta a Venezia, anziana naturalmente, dei quali nessuno... Ecco, volevo ricordare che è un esercito di persone anziane sole, questo è il problema, non hanno nessuno, figli, parenti, che i comuni, se potessero fare una telefonata alla settimana per vedere se è vivi, se è morti, o almeno, specialmente anche adesso col caldo, col freddo, le minime necessità, che so, si ha bisogno di un litro di latte o di un chilo di pan, perché è giustissimo i giovani che sono il futuro, però che sia anche il presente, perché nessuno dei miei altri è nato vecchio, naturalmente anziano, siamo tutti nati giovani, è giusto prima il presente con un occhio al futuro. Piccolo esempio e dopo lascio spazio. Padova in un anno è fatto 1200 posti per studenti, per gli anziani 0,0. Questo è l'esempio che oltretutto continua a fare in centro palazzoni che perfino il presidente degli architetti di Padova ha fatto le sue rimostranze, basta tutti questi casermoni di cemento per studentati, perché la città sta diventando una cosa orripilante oltre al traffico e all'inquinamento. Quindi un minimo di bilanciamento verso chi ha più bisogno, perché la persona anziana sola è anche quasi sempre ammalata, quindi è la persona più fragile, più fragile, persone diversamente abili, però per fortuna quasi tutti hanno una famiglia, la persona anziana non ha nulla. Grazie infinite per tutto e buona giornata. Grazie a te Paola. Allora sentiamo come ci saluta il professor Giampiero Dall'Azuano, ma il tempo è volato. Ecco, con quale premesse, cosa spera che veramente nel 2026 succeda per aiutare questa meraviglia che abbiamo, che sono i nostri giovani, anche come dice Paola, e lo dico tutte le mattine, i nostri diversamente giovani. Prego. Sì, rispetto all'intervento di Paola devo dire che dobbiamo anche capire che il futuro anche di Padova sono anche gli studentati, cioè noi abbiamo bisogno di avere, proprio a causa anche del calo delle nascite, avremo un calo degli studenti, e grazie all'arrivo anche di studenti stranieri, che adesso sono il 10% degli studenti dell'università, ma una cosa crescerà negli anni prossimi, potremo avere ancora una città viva, una città che va avanti e continua ad essere attrattiva rispetto a queste cose qui. Questo è fondamentale. Certo, bisogna costruire queste cose con criterio, non si può lasciare solo che vengano legate all'aggressività, diciamo, di chi vuole avere più il massimo di appartamenti nel minimo spazio, però dobbiamo capire anche che abbiamo bisogno di creare possibilità
anche per lo sviluppo ulteriore della nostra università, che credo che sia, assieme all'azienda ospedaliera, la più grossa come si dice, fonte di reddito, la più grossa fonte di costruzione di futuro che la città ha. Da questo punto di vista, ecco, se posso, Mirella, dire una parola, fortunatamente tutto l'investimento che è stato fatto a Padova, lo diceva bene anche il sindaco, insomma, sul discorso del Natale, non ha toccato una lira del sociale, che è rimasto con tutti i soldi che aveva stabiliti. E poi certo le esigenze sono 100.000. Io mi auguro che anche la proposta che ha fatto Stefani, il nuovo presidente della regione, com'è che l'ha chiamato, di avere in ogni quartiere una persona di riferimento per gli anziani, diventi effettivamente una proposta vera. E diventi reale. E una cosa posso dire, su questo sono d'accordissimo col sindaco Schiesaro: questa cosa non va fatta come iniziativa della regione, ma va fatta mettendo insieme i comuni. Esatto. Perché noi non abbiamo bisogno di un centralismo regionale, perché ci basta il centralismo di Roma, diciamo. Ecco, abbiamo bisogno veramente quella che prima Schiesaro chiamava la sussidiarietà. Esatto. Le sanno fare meglio i comuni queste cose, le sanno fare meglio i comuni, vanno messi però nelle condizioni di poterle fare, e la regione deve fare il giusto lavoro di coordinamento e di finanziamento, e anche di, come si può dire, di portare le esigenze del territorio, portarle a Roma nel modo corretto. Io credo che sia questo la strada da seguire. Avremo tanti problemi sempre, gli anziani soli, i giovani che non trovano lavoro, insomma tutte queste cose qua ci sono e ci accompagneranno. Però io credo i nostri territori hanno anche delle potenzialità immense che vanno liberate e non tenute sulla rete della burocrazia e sulla rete della pigrizia anche amministrativa, che a volte purtroppo a tutti i livelli rischia di soffocarci. Molto chiaro, professore. Abbiamo Daniele da Verona, poi sentiamo anche il sindaco e poi salutiamo gli ospiti. Vai Daniele. Sì, salve, buongiorno. Buongiorno. Niente, volevo dire in merito al censo demografico, il professore che sta parlando lo sa ovviamente meglio di me. Il problema è che l'attività, diciamo così, italiana, ce ne sta sempre di meno, voglia, come si può dire, non incapacità, voglia in senso economico per prima cosa, ma anche non voglia proprio da parte dei giovani ad avere, diciamo così, dei figli, perché i figli chiaramente sono un costo, i figli sono un problema, insomma, a rinunciare, diciamo così, lo chiamiamo in fra virgolette divertimento, ecco, magari in senso sbagliato, però insomma più o meno così. Poi l'aumento chiaramente per compensare degli extracomunitari, chiamiamoli così, quindi saremo a lungo andare purtroppo sostituiti nel tempo, cioè l'italiano non sarà più come lo conosciamo, ma bensì diventerà una società come gli Stati Uniti, dove saranno multirazze, poi sarà quella chiaramente che prevarrà, perché magari fanno più figli, perché poi lo vediamo comunemente tutti i giorni, che anche lungo le strade, che noi siamo abituati, come dire, a lavorare e a divertirci, invece loro chiaramente per mantenere più figli li vedi che fanno una passeggiatina in paese, forse vanno al bar qualche volta, quindi è tutto correlato, magari il professore non è d'accordo, però la realtà dei fatti è questa, almeno da quello che vedo io. Ecco, tutto qua, la ringrazio, buona giornata. Abbiamo sentito anche le riflessioni di Daniele, purtroppo devo chiudere, devo salutare il sindaco. Sindaco, come ci saluta? Io la saluto tutti i suoi ospiti, con la speranza che i sindaci, che sono delle istituzioni locali come tante altre istituzioni, che sono forse uno di pochi che rappresentano realmente i cittadini, vengano un po' più ascoltati, che non è necessario creare ulteriori sovrastrutture, utilizziamo le strutture che abbiamo e diamo mano, diciamo, diamo risorse veramente ai comuni, perché se viene a mancare il comune all'interno delle nostre comunità, dei territori, il sistema non tiene più,
perché i comuni sono coloro i quali, di destra, di sinistra, altri, bassi, rossi, blu, sono quelli che permettono alla rete e alla comunità e alla socialità di rimanere viva, perché sono quelli che conoscono i problemi, sono quelli che reagiscono al problema, sono quelli che intervengono, sono quelli che non si fanno tanti problemi a risolvere un problema, e anziché creare ulteriori maglie, ulteriori sovrastrutture, come diceva il professore Dalla Zuanna, creare nuovi centralismi, basta già quello romano, diamo forza ai comuni, che ogni comune ha le proprie funzioni, ha i propri servizi sociali, ha i propri dirigenti, i propri responsabili, sanno quello che devono fare. Quindi togliamo un po' di soldi al centralismo, diamolo più alla sussidiarietà e alle autonomie di quelle istituzioni che già oggi esistono, che sono i comuni, sono più di 8.000. Grazie Sindaco, buona nevicata, non so se lei ha visto, ma dietro di lei noi vediamo che sta veramente nevicando tanto, guardate. Perciò attenzione se vi muovete, ecco, su queste località, perché veramente la neve sarà bella, ma qua da noi, Sindaco, lasciamo perdere, per carità. Ecco, appunto, meglio che vada dove dovrebbe andare, che hanno gli sci, hanno tutte le attrezzature. Noi, per l'amor di Dio, siamo veramente presi non male di più. Grazie anche al professor Giampiero Dalla Zuanna. Pubblicità. Sono veramente contenta di avere il presidente dell'Ordine dei Psicologi del Veneto, il dottor Luca Pezzullo, ospite questa mattina, ma sono anche felice di avere il dottor Giampiero Avruscio, presidente Associazioni Primari di Padova. Buongiorno professore, che piacere averla ospite, ci rivediamo dopo tanto. Io pensavo si candidasse, professore, invece non l'abbiamo neppure vista. Niente, ha detto adesso mi fermo. Allora, partirei proprio dal dottor Pezzullo. Perché ho invitato il dottor Luca Pezzullo? Prima perché è il presidente dell'Ordine dei Psicologi del Veneto, e soprattutto per capire cosa c'è che non conosciamo, che non sappiamo e che si potrebbe fare per fermare questi pochi ragazzi che hanno alzato l'asticella, che perché sono minori e lo sanno si permettono di tutto e di più, anche se poi a 18 anni pagheranno tutto quello che hanno fatto. Qua bisogna anche che qualcuno glielo dica anche chiaramente, e soprattutto cercare di capire i mezzi che abbiamo per fermarli. Io sono convinta che i mezzi li abbiamo, dottor Pezzullo. Il problema è che questi mezzi incrinino il sistema, non ci lasciano lavorare su questo, perché tu ti metti in un sistema che ha bisogno di questa tendenza. Fermi tutti e aspettiamo. Non so quanto dobbiamo aspettare, perché mi sembra che la situazione sia diventata intollerabile per i cittadini che hanno paura di uscire di casa, hanno paura di incontrarli, hanno paura di bambini. Parliamo di bambini di 10-12 anni, leggevo anche questa mattina i soliti hanno ancora rapinato dei coetanei, sono ancora in giro, liberi e beati. Allora, dottor Pezzullo, cosa si potrebbe fare per cercare di far capire a qualcuno che dobbiamo prenderli e portarli da qualche altra parte magari, oppure che non escono di casa, vanno a scuola, poi vanno a casa e stanno a casa tranquilli e beati senza creare problemi? Prego. Beh, credo che questo, intanto grazie per l'invito, credo che questo sia un tema fondamentale, è un tema strategico, perché abbiamo bisogno di capire in che modo rispondiamo a una domanda di sicurezza sociale che è composta da tante componenti. Io dico sempre che la sicurezza sociale è uno sport di squadra, in cui dobbiamo mettere in gioco noi stessi per primi e il modo in cui pensiamo alla sicurezza. E deve essere uno sport di squadra in cui mettiamo insieme le forze dell'ordine, il sistema giudiziario, il sistema sanitario, le associazioni di volontariato, la scuola, le famiglie. Noi italiani siamo bravi in molti sport di squadra e dobbiamo iniziare a passare dalla logica dello sport individuale, io faccio il mio pezzetto e basta, al fatto che ciascuno, mettendo insieme i suoi pezzetti, può cambiare le logiche con cui gestiamo e pensiamo la sicurezza sociale. Per i giovani questo è particolarmente importante, perché diventano un investimento strategico sul futuro dell'intera società. E quindi se usciamo da delle logiche un po' vecchie nella gestione del tema della sicurezza
sociale, abbiamo anche il coraggio di provare appunto questo sport di squadra, possiamo forse cambiare i paradigmi e andare a costruire a monte un sistema sicuro che si parla nelle sue varie componenti e che produce sicurezza e benessere poi a valle per tutti quanti, per i ragazzi, per le famiglie e per la società. Su questo penso che effettivamente abbiamo molto da dire e da fare. Ci sono dei modelli innovativi che vengono a volte provati, che a volte non ricevono grande riscontro e forse ci dobbiamo porre un problema. Ci sono degli studi molto interessanti che dicono che ogni euro investito in prevenzione sociale, psicologica per i giovani fa risparmiare allo Stato negli anni successivi dai 4 ai 10 euro in termini di spese giudiziarie, sanitarie, sociali, legali, eccetera. Quando qualcuno dice non abbiamo abbastanza da investire, risorse da investire oggi, io dico sempre, ma allora vuol dire che abbiamo 10 volte questo da investire fra pochi anni? Perché se no non avrebbe senso. Allora sì, dobbiamo cambiare i paradigmi. Dobbiamo capire che i giovani da un lato sono più fragili, più disorientati, che ci sono però difficoltà di disorientamento anche nei genitori, negli adulti, che spesso non sanno gestire alcune dinamiche, si sentono in difficoltà, pur in buona fede, non sono in grado di gestire alcuni processi, ma anche la risposta a volte delle istituzioni sociali è un po' incerta rispetto a queste dimensioni. Allora abbiamo bisogno forse di un grande piano Marshall, uso questa espressione insomma, che tanto ha portato in passato in Europa, un piano Marshall di investimenti sul benessere e la sicurezza sociale dei giovani, che non significa solo dei giovani ma anche delle famiglie e del sistema educativo. Ecco, quando torneremo ad avere una grande visione di squadra, forse risolveremo dei problemi sociali e di sicurezza tutti insieme in maniera più efficace di adesso. Quello che amareggia, dottor Pezzullo, è che abbiamo un mondo del volontariato con dei numeri incredibili, anche se non siamo più ai primi posti, ma siamo al 18° posto, perché anche là sta cambiando qualcosa, perché troppi paletti, troppe incombenze, molti stanno lasciando e non riusciamo ad avere i giovani. Allora noi andiamo nelle scuole, tantissime associazioni da anni spiegano e tutti quanti, siccome io li invito tutti, dottor Pezzullo, le associazioni, penso proprio di invitarli sempre tutte, o quelle che vengono, e tutti quanti dicono non abbiamo i ragazzi. Allora vuol dire che qualcosa non torna, perché se io da anni vado a scuola, cerco di far capire l'importanza di quello che faccio, ti spiego, vedo anche che sei attento, però dopo non vieni a trovarmi. Non vieni intrigato, ecco, forse non li intrighiamo abbastanza. Io sono convinta che loro vogliono essere intrigati, vogliono toccare con mano quella che è la realtà, sì, l'ascolto, la letterina, però dopo voglio essere io il protagonista. E vedo, dottor Pezzullo, dove loro sono protagonisti, citiamo, non so, la Croce Rossa, l'EMPA, Internazionale Protezione Animali, l'ambiente, come mai i giovani sono là? Perché là li troviamo i giovani, anzi vediamo solo giovani là. Vuol dire che le altre realtà non sono riuscite a intrigarli. Ecco, io penso così, proprio perché non sono riusciti a essere loro i protagonisti. Ad esempio, non so, i centri estivi, cooperative, non sai neanche chi sono, come sono, costano anche molto, ma non sono loro i protagonisti, sono sempre gestiti. Non sembra che sia il caso di tornare come una volta, di cercare proprio di far diventare protagonisti, naturalmente coeducatori, perché li abbiamo, quelli proprio che sbagliano. Assolutamente ecco, io sì. Ecco, lo so che io vado sempre miro alto, però io la vedo così. La vedo così perché sono convinta che solo responsabilizzandoli nella maniera tutelata, non è che... però forse riusciamo a recuperare, perché dobbiamo pur cambiare la piramide, come dice il professor Gerosa. Questa piramide che abbiamo non va più bene neanche con loro. Allora, per i giovani non va bene, per i diversamente giovani non va bene, per voi non va bene, per noi neppure, dobbiamo pur cambiare, prego. Assolutamente sì, e responsabilizzare e coinvolgere attivamente ogni qualvolta è possibile con le dovute modalità si è anche dimostrato essere uno dei maggiori fattori protettivi rispetto ai rischi, ad esempio, di devianza sociale o a rischi di isolamento e marginalità. Nel momento in cui io ti coinvolgo, il giovane, l'adolescente ha bisogno di sentirsi, come è stato giustamente detto, protagonista, attivo e responsabilizzato e non trattato come qualcuno di passivo a cui gli adulti devono fare qualcosa. Gli adulti devono far fare qualcosa, che è una cosa diversa che fare a qualcun altro, e quindi mettere in un ruolo importante che sia significativo soggettivamente e che permetta di sentire un ruolo positivo a livello sociale. Infatti una delle cose di cui secondo me si deve parlare molto sono queste esperienze positive in cui i ragazzi coinvolti attivamente in attività di volontariato, è stata citata ad esempio la Croce Rossa, che è un aspetto importante in questo, ma anche altri tipi di volontariato in cui i ragazzi entrano, si sentono valorizzati, sentono che stanno facendo un investimento positivo, e questo diventa un elemento importante della propria identità, che va a prevenire tutta una serie di elementi e va a
come dire, a veicolare e canalizzare quello che può essere il portato dei giovani in maniera positiva, particolarmente utile nel momento in cui una persona magari ha fatto qualche errore, si è trovata in una situazione di marginalità sociale o di difficoltà, che inizia a sentire che possono esserci strade diverse di evoluzione. Ecco, la grande sfida da vincere, soprattutto con gli adolescenti in situazioni di difficoltà, è quello di costruire loro la possibilità di sperimentarsi, di sentirsi diversamente, di avere delle alternative. Noi quello che dobbiamo fare è costruire un ambiente di possibilità e opportunità che consolidano l'identità positiva del ragazzo, perché così facciamo un investimento sulla sua linea biografica, sulla sua prospettiva di vita e sulle ricadute che tutto questo può avere a livello sociale. Il potenziale c'è, noi dobbiamo da questo punto di vista dare un sostegno, che non significa dare una libertà totale assoluta, dare un limite, una struttura, come dire, condividere delle regole è importante. A volte però, una cosa che io ogni tanto sottolineo, i ragazzi non è che violano le regole, punto. I ragazzi spesso adottano le stesse violazioni di regole che fanno gli adulti, imitano gli adulti, e quindi noi siamo i primi a volte a chiedere un doppio standard. Noi facciamo certe cose ma non vogliamo che i ragazzi le facciano, e se le fanno anche loro come le facciamo noi. Classico esempio, banale ma importante, noi ci lamentiamo a volte del fatto che i ragazzi stanno sempre attaccati ai cellulari, però glielo dicono magari dei genitori che passano molte ore al giorno attaccati al cellulare, e il giovane giustamente dice: ma perché tu mi fai una predica di questo tipo nel momento in cui tu sei il primo che non si stacca mai, che vive nel suo mondo virtuale? E allora da questo punto di vista forse dobbiamo essere anche noi un po' più coerenti. Se vogliamo dare una indicazione dobbiamo fare un esempio in questo senso. Allora, professor Abruscio, cosa dice lei? Anche gli ospedali, come dice il professor Gerosa, devono essere più aperti a questa realtà. Ecco, meno mattoni e più professionalità. Forse anche questi ragazzi, entrando anche in questi ambienti, lei lo sa, è da anni che lo dico, di coinvolgerli di più, perché c'è un'aria diversa all'interno degli ospedali. Senti la disperazione, ma senti anche il profumo della speranza, tocchi con mano quella che è la tecnologia più avanzata, tante cose in un colpo solo, però si fa fatica. E il professor Gerosa, quando io l'ho avuto ospite, ha detto: Mirella, se qualcuno le dice lo facciamo già, dica che ho detto io che non facciamo abbastanza. Allora vuol dire che l'idea è buona. Abbiamo visto anche i test ieri di medicina. Non è vero che non ci sono i ragazzi che non vogliono fare questo lavoro. Certo che non è semplice, mica magari uno è meno bravo magari agli orari, magari però è più bravo poi in futuro a fare il medico, chissà. Ma chissà, dobbiamo metterli alla prova però, e forse all'interno dell'ospedale cambiare anche le piramidi. Cosa dice professor Abruscio? Guardi Mirella, ho ascoltato veramente con molta attenzione e molto interesse quello che ha detto il Presidente dell'Ordine dei Psicologi, che ringrazio, quello che anche ha detto lei, perché vede, alla base, allora, il fare squadra, il modo di attrarre i giovani sono cose fondamentali, però alla base c'è anche un'altra cosa che noi dobbiamo tenere presente nella nostra vita quotidiana, che vuol dire vita quotidiana in famiglia, a scuola, nel tempo libero, per i ragazzi, per tutti quanti. E sono i modelli di vita che questa società ha costruito nel tempo. Per cui vede, se diventa attrattivo per un ragazzo un modello di società quello di possedere delle cose, è chiaro che poi la finalità è quella del possesso, che può essere una persona, che può essere una cosa, può essere un oggetto. E lì poi dopo si sviluppa tutto quanto, perché vede, se lei dicesse oggi: guardate che la settimana prossima noi facciamo la selezione per il Grande Fratello, io credo che lei avrebbe una coda immensa che da Padova arriva fino a Treviso. Ma se poi uno dice: ma a fare l'infermiere, a fare il neurochirurgo, insomma, sa che mancano negli ospedali infermieri e medici e neurochirurghi soprattutto, no? Perché? Perché il modello della società costruita è questa, perché tu hai subito la fama se riesci ad entrare nel Grande Fratello, senza, insomma, la fatica, voglio dire, che non è solo quello dell'immagine, diventi ricco, diventi potente, tra virgolette. Un neurochirurgo invece che cos'ha? Ha le luci, come dico sempre, della lampada scialitica della sala operatoria. Salvi una vita, ma nessuno lo sa. Lo sanno quando sbagli qualcosa, allora esci sui giornali. Allora questa piramide rovesciata dovrebbe partire, poi dopo il mezzo anche si trova,
a fare squadra, che è fondamentale, ma con chi faccio squadra? Con la famiglia che magari ha degli ideali che sono quelli del possesso, con la scuola magari con gli insegnanti che non sono capaci di educare, e così via, per i maestri, tra virgolette, quelli che vengono poi a insegnare agli specializzandi o agli studenti di medicina. Quindi dobbiamo metterci d'accordo su un punto fondamentale: quali sono i valori che noi vogliamo costruire in una società che parla un linguaggio diverso rispetto a quello che noi vorremmo. E allora si formano le bande di ragazzini, il disagio sociale, ma è un disagio sociale che nasce proprio anche da quei valori che effettivamente, insomma, di cui si sente la mancanza, perché oggi i valori che noi vediamo, ma basta vedere anche a quello che chiamiamo socialità. Succede a tutti di camminare in centro, di vedere 3 amici, 3 amiche che viaggiano insieme, ognuno col proprio cellulare, indipendentemente, no, dal fatto dello stare insieme. E questa cosa poi dopo pesa su tutto. E quindi non è il fatto di raggiungere quali obiettivi si vogliono raggiungere, perché veramente, anche per quello che riguarda, vi faccio solo un piccolo esempio. L'alimentazione, la sana alimentazione, che alla base le linee guida nazionali e internazionali dicono che è alla base di una buona salute. Non c'è farmaco, non c'è mai, è uno stile di vita, è l'alimentazione. Ma se io comincio nelle scuole con le brioche, c'è la pubblicità che si fa, che ti fa vedere come la bellezza sta nel mangiare delle... insomma, non voglio usare parola schifezza, ma insomma delle cose che non sono proprio salutari, allora diventa difficile, contrastare tutto questo, perché alla base c'è il fare denaro, il fare, come dire, guadagno. E quindi questo nel piccolo, e poi nel grande si vede poi come si sviluppano queste cose. Molto chiaro, professore, la ringrazio. Il problema è proprio questo, che adesso io non vorrei che qualcuno, dopo quello che è successo in questa località svizzera, desse la colpa ai ragazzini. E se la sono voluta, erano ubriachi, avete visto, si vedeva tutto, mentre io quello che ho visto, e ne parlavo anche, abbiamo sentito anche in questi giorni, e com'è la pensano anche altre persone, sarà perché noi siamo nel mondo del volontariato, io specialmente a contatto con tanti ragazzini, manca l'adulto che li guidi, che li osserva, che cerchi di capire il momento che bisogna dire basta, bisogna fermare, ma il business supera tutto, l'abbiamo visto, l'abbiamo sentito. Locale che non aveva controlli da anni, come mai solo quello? Forse perché c'erano i figli dei VIP? O forse perché quel locale era talmente di moda che non va toccato perché porta gente, porta denaro? Abbiamo sentito anche prima cosa vuol dire avere le città pieni, i bar pieni. Io penso che qualcuno si deve fare la colpa, è l'adulto, non è il minore. È l'adulto che ha lasciato che questo succeda, che doveva fare i controlli che non sono stati fatti, che ha sfruttato questa fragilità. Chi è che non ha bevuto l'ultimo dell'anno? Chi è che non vuole far festa l'ultimo dell'anno? Abbiamo avuto tutti quell'età là, o sbaglio? Cioè non è che il mondo sia cambiato. All'improvviso, come sempre, è il ragazzo che sbaglia o la ragazza, è il minore che sbaglia perché non deve fare le cose, ma c'è qualcuno che gliele deve impedire. Abbiamo delle regole, anche là penso ci fossero delle regole che non sono state rispettate. Il sindaco ha detto anche in maniera, io senza un'emozione, questo sindaco, io sono rimasta molto perplessa, 40 morti in ospedali gravissimi, ha detto abbiamo fatto i controlli, sì, ma là non erano fatti, le regole non esistevano, non c'erano estintori, non si vedeva niente, questi ragazzi che giocavano perché non si rendevano conto c'era qualcuno che doveva rendersi conto, le forze dell'ordine nessuna. Cosa ha visto lei in questa tragedia? Perché qui stiamo parlando di una tragedia che per questi ragazzi, quelli che sopravviveranno, sarà eterna, perché abbiamo sentito cosa hanno detto i chirurghi, anni e anni di veramente di interventi. Prego. Questo è un tema fondamentale, perché la nostra mente davanti a situazioni così tragiche cerca subito di dare una responsabilità specifica e semplice. È colpa del ragazzo che era irresponsabile, colpa di quello del genitore. E la nostra mente così, davanti a eventi così caotici, così magmatici da un punto di vista emotivo, che ci angosciano profondamente perché ci fanno pensare poteva succedere a me, poteva succedere
succedere a mio figlio, ci permette di incasellare, di dare una colpa semplice, chiara e controllabile. Bastava che stessero attenti a fare X o Y e tutto si risolveva. E invece dare questa colpa ai ragazzi è sbagliato, perché c'è tutto un sistema intorno. Chi si occupa di emergenze ce lo dice: l'emergenza è un insieme di fattori che saltano in contemporanea. Qui effettivamente è il mondo degli adulti che ha fallito quei ragazzi, è il mondo degli adulti che doveva organizzare i controlli, è il mondo degli adulti che doveva organizzare bene gli spazi, è il mondo degli adulti che doveva fare i controlli antincendio, doveva prevedere uscite di sicurezza, doveva mettere i materiali ignifughi, e tutto questo sembra che non ci sia stato. Poi ci saranno le inchieste, poi verrà verificato, però quelli che sono gli elementi che emergono sono questi, ed è troppo facile effettivamente pensare che dare una responsabilità al ragazzo che ha bevuto un po', che non ha capito istantaneamente che c'era un fattore di pericolo in una situazione molto confusa in cui dava per acquisito che l'ambiente fosse sicuro. Esatto, perché non percepiva in quel momento, la nostra mente in quel momento si sentiva in un contenitore tra virgolette sicuro, come dire: io do per scontato che chi ha organizzato l'evento, la festa, l'ambiente, le uscite l'abbia fatto bene, come doveva essere fatto, e quindi mi fido. Questi ragazzi si sono affidati a un mondo degli adulti che ha fallito nei loro confronti, e di questo porteranno anche il segno. Effettivamente, da un punto di vista psicologico, oltre al dolore terribile per i genitori che hanno perso i figli, ma anche per i ragazzi che sono sopravvissuti e che porteranno e dovranno elaborare quello che è successo, il significato di quello che ha avuto, sarà un percorso piuttosto lungo, piuttosto significativo. Perdere un figlio è il lutto forse peggiore che ci possa essere. Se ci si pensa, non passa mai. Ma pensa che noi abbiamo, è una cosa curiosa, noi abbiamo una parola per descrivere l'esperienza di rimanere senza i propri genitori: orfani. E quasi tutti nel corso della vita, invecchiando, diventiamo orfani a un certo punto. Abbiamo una parola per descrivere l'esperienza di rimanere senza un partner: il vedovo o la vedova. E metà di noi più o meno sperimentano questa cosa. Ma non esiste una parola per descrivere chi perde un figlio. Chi perde un genitore è un orfano, chi perde un partner è vedovo, e chi perde un figlio che cos'è? È qualcosa di talmente impensabile che non abbiamo nemmeno una parola per dirlo. E allora questo lutto, questa difficoltà sarà molto impegnativa da elaborare, e bisognerà dare un grande supporto alle famiglie, però non ci dovremo dimenticare né di dare un supporto ai ragazzi che dovranno adesso vivere un'esperienza trasformativa di quello che gli è successo, che è un blocco della loro linea biografica che dovrà essere elaborato e approfondito, ma come dire, da questo punto di vista dobbiamo anche usarla come esperienza non solo per i singoli, ma collettivamente, per prenderci una responsabilità maggiore nel mettere in sicurezza, nel costruire ambienti sicuri. E quando facciamo questo è un richiamo alla responsabilità degli adulti e della società. Non possiamo fallire nel prendere atto di quello che è successo e di usarlo per evitare che tragedie del genere possano ripetersi. Ma questa è una responsabilità che ognuno, ciascuno di noi, nei suoi ruoli istituzionali, personali, sociali, deve assumersi attivamente. Non possiamo normalizzare situazioni di rischio di questo tipo, perché sennò falliamo come adulti nei confronti dei giovani e cerchiamo di scaricare la responsabilità di questo su presunte irresponsabilità dei giovani, che in questo caso non ci sono state. I loro comportamenti sono i comportamenti che avrebbe avuto il 99% degli adulti che stanno a criticare o ad attribuire una colpa a qualcuno che in quel momento dava per scontato di essere in un ambiente sicuro. Professor Avruscio, lei invece questa mancanza di infermieri, di medici, di chirurghi, perché mancano veramente, non ci sono i numeri, però io la domanda che le faccio, queste case di comunità che apriranno, e cosa mettiamo? Chi mettiamo dentro? Se lei anche questa mattina sta dicendo che mancano queste professionalità, allora li togliamo dagli ospedali, quei pochi che abbiamo li mettiamo nelle case di comunità, che ci sarà all'interno? E come mai in Francia le case di comunità sono fallite e noi le abbiamo copiate invece? Abbiamo copiato un sistema che è fallito per prendere i fondi del PNRR, perché col cemento arrivano subito, non ho problemi, faccio la cupola bella in cemento, magari anche molto bella, però vuota. Lei come vede questa situazione anche per gli ospedali? Io ho avuto dei medici di famiglia che hanno detto: io nella casa di comunità non ci andrò mai, io mi sono già gestito all'interno del mio studio con altri, e poi la distanza, molti si parla delle zone di montagna, di collina. Ecco, come vede lei la situazione, lei che è all'interno del sistema? Prego, professore. Grazie Mirella, tocca un punto come sempre fondamentale, ma se mi permette vorrei dire qualcosa a proposito di quello che è stato appena detto, perché vede, effettivamente nella nostra società si muore, come è successa la tragedia lì in Svizzera,
divertendosi, uno va a divertirsi e perde la vita, ma si muore anche, uno va a lavorare e perde la vita. Ed è importante questo discorso della sicurezza. Io sono rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che qui nella mia azienda ospedale università ho voluto esserlo perché è un problema quello fondamentale stabilito da una legge che vige in tutte le comunità di lavoro che esistono, in cui è necessario, poi si fanno dei corsi antincendio per tutti quanti, insomma la sicurezza è un problema che però è poco sentito e invece è fondamentale, perché è attraverso di questo che noi proteggiamo chi è all'interno di una struttura che va per divertirsi o all'interno di una struttura dove si va per lavorare. Ma nel momento in cui sia a livello dirigenziale che a livello anche dei rappresentanti, dei lavoratori, queste norme non si rispettano, e allora poi succedono le tragedie, ma continuano a succedere perché c'è questa mancanza di coscienza locale ma anche più generale, e quindi bisogna fare più formazione su questo. Per quello che riguarda invece le case di comunità, è vero quello che lei dice, c'erano molti miliardi per il PNRR e quindi chiaramente ognuno è andato a prendere questi soldi per fare dei progetti. Però a volte, mi creda, bisogna farsi una domanda: ma sono progetti per cui la comunità è a servizio dei progetti, oppure si realizzano questi progetti perché questi progetti poi sono a servizio della comunità? E allora vede, oltre quindi che ai muri, bisogna anche pensare poi al personale, alle persone che ci vanno dentro, perché è ovvio che quello che manca nella sanità di oggi, nel Veneto come in Italia, è il filtro. Cosa vuol dire il filtro? Vuol dire che io non posso pensare che qualsiasi problema di salute possa risolverlo in ospedale. L'ospedale serve solamente per alcune cose. Quando io mi trovo in difficoltà in acuto, ho un dolore improvviso, un'appendicite, ho un'angina, qualunque cosa sia, e allora vado in ospedale, vado attraverso il pronto soccorso e vado in ospedale. Ma nel momento in cui il 90% delle prestazioni che mi portano direttamente in ospedale sono codici cosiddetti bianchi, cioè cose che si possono risolvere non in ospedale, e allora lì diventa un problema, come diventa un problema anche nella patologia cronica. Perché nella patologia cronica generalmente stiamo invecchiando sempre di più, si parla come si dice di inverno demografico, in cui mancano i bambini ma cresce la popolazione anziana e quindi cresce la patologia e la pluripatologia, e quindi io non ho pazienti che devono andare sempre in ospedale, ho pazienti che devono essere gestiti nel territorio o a domicilio e che hanno necessità di andare in strutture per fare degli esami, delle visite, ma non per essere ricoverati. E quando si tratta di fare esami e visite, allora lì è il problema, perché tutte queste cose sono sulle spalle dei pazienti e della famiglia dei pazienti, perché manca quello che si chiama presa in carico. La fermo un secondo, professore, perché abbiamo Delia da Verona, se no mi cade la linea. Vai Delia. Ciao Mirella, che ti conosco ormai. Saluto tutti i tuoi ospiti. Guarda, io devo dirti 2 o 3 riflessioni che ho fatto io in questi giorni, siccome che sono in riposo, sono tornata da un intervento dall'ospedale. Io dico solo, ci sono cose che non vanno, per carità, c'è chi ne approfitta e tutto. Io devo dire che sono stati degli angeli, sono stata dentro per un intervento, non ho niente da dire. Se vuoi ti dico anche l'ospedale che sono stata. Sono stata all'ospedale di San Bonifacio. Sia infermieri, sia dottori, sia in sala operatoria sono persone meravigliose. Ci sarà qualcuno che non è come tutti, naturalmente, che non va bene, però la maggioranza io devo solo ringraziare. Dopo, se ci lamentiamo, pazienza. Ti dico un'altra cosa, tutta sta gente che uccide, che ne fa un macello, che ruba, che ne fanno di tutti i colori, è ora che il governo dia la disponibilità ai comuni,
che ogni comune si prenda le sue responsabilità e chi delinquere o chi va a rubare e fa quello che succede, gli italiani ci deteniamo noi, gli stranieri li mandiamo nei suoi paesi. È ora di smetterla. Non è giusto che noi, io ho una certa età, anche l'Italia, anche il Veneto, che siamo stati lavoratori e ancora lavoriamo, e adesso vengano tutti questi ladri dall'est e ci distruggono tutto. Ma è possibile che ci siamo arrivati in questa maniera? È ora di smetterla. Questa è la mia opinione, perché siamo entrati su un tunnel che si vuole solo soldi, non c'è più umanità. Questa è la mia riflessione che ho fatto stando nel letto dell'ospedale. Ti ringrazio, saluto i tuoi ospiti e buona giornata. Grazie a te, cara Delia. Il problema è che noi lo diciamo sempre, il problema non è all'interno degli ospedali, quando vieni dimesso. È là la tragedia, Delia. Tutti dicono, io ho ricevuto come la tua telefonata, altre telefonate, che anzi hanno sempre ringraziato, hanno detto mi hanno trattato bene, di più coccolato come fosse una famiglia. E il problema è quando arrivi a casa, se non hai qualcuno oppure hai economicamente la possibilità di pagarti qualcuno. Io ho fatto il grande intervento, il bellissimo intervento, però quando vengo dimesso cosa faccio? Ecco, questo è forse i soldi del PNRR, dottor Pezzullo, che forse qualcuno li ha deviati perché erano nati per il terzo settore. La maggioranza era stata destinata per il terzo settore, e parlare di terzo settore vuol dire parlare a 900 gradi, no 360 gradi. Non le sembra che qualcuno si sia dimenticato invece di vedere la realtà che viviamo? Perché non è che possiamo aspettare in eterno che qualcuno prenda delle decisioni anche drastiche per cercare di andare avanti, cioè siamo fermi? Cosa dice dottor Pezzullo? Io su questo mi rifaccio molto all'osservazione che ha fatto il professor Avruscio, che riprendo e sposo in pieno, cioè noi abbiamo bisogno di capire adesso in che modo a livello veneto, a livello nazionale, per certi aspetti a livello internazionale, di come andare a gestire i nuovi bisogni sociali e di salute, intesa proprio nel senso ampio del termine, fisica, psicologica, sociale, che stanno emergendo. L'inversione della piramide demografica, quindi l'aumento dell'età media, la diminuzione dei giovani, con tutte le ricadute che avrà sul sistema di welfare sociale e sul sistema di welfare sanitario, sarà qualcosa, un cambiamento paradigmatico. Il professor Gerosa l'ha evidenziato, anche il presidente Stefani l'ha evidenziato. Abbiamo bisogno di cambiare i modelli di cura, quindi dobbiamo investire sicuramente nelle case di comunità, ma dobbiamo investire nel cemento, nelle professionalità e nei modelli organizzativi della sanità e del sociale che devono integrare dei percorsi di cura, perché nel momento in cui non iniziamo a investire, in realtà, come il terzo settore, il volontariato, che spesso, prima è stata fatta un'osservazione acutissima, molti dei volontari a volte si stancano perché tra burocrazia, complessità, vincoli, effettivamente già uno lo fa per volontariato, già si sta impegnando per la società, in questo deve essere sostenuto, semplificazioni burocratiche, amministrative, gestionali e supporto e investimenti di rete, costruzione di reti di sport di squadra, quello che dicevamo all'inizio, tra volontariato, terzo settore, sistema sanitario, sistema educativo. Un'altra logica importante, attenzione all'emersione dei bisogni primari, perché il modello di cura deve diventare territoriale. Il professor Avruscio lo evidenziava molto bene, l'ospedale risponde a un certo tipo di bisogno, ma poi esco e allora ho bisogno di una cura territoriale con un'assistenza infermieristica, un'assistenza medica di base, che non c'è, comunque è molto insufficiente rispetto ai bisogni che ci dovrebbero essere. La necessità di prendere in carico, penso alla psicologia anche dell'assistenza primaria, alla psicologia di base, che aiuti a prendere in carico e identificare subito alcuni bisogni, un gioco di squadra tra l'intervento medico, infermieristico, riabilitativo, assistenziale, psicologico, che permetta al cittadino, alla cittadina, di dire ok, il mio percorso di cura è un percorso, non è un breve passaggio in ospedale e poi mi devo arrangiare in una situazione di complessità e senza risorse. Nel momento in cui andiamo a riequilibrare strategicamente, anche come mentalità, il rapporto tra acuzie ospedaliere e una sanità territoriale a 360 gradi, facciamo un investimento sul benessere della società che è enorme, che ha ricadute strutturali di sistema, ma dobbiamo avere il coraggio di farlo bene e con attenzione, che vuol dire metterci risorse e metterle con modelli organizzativi intelligenti e veramente integrati, perché è giusto, spesso si dice ma poi non si fa. Ecco, io credo che la finestra di opportunità per farlo, con l'enorme cambiamento e aumento dei bisogni sociali, appunto come identificato dal presidente Stefani e del professor Gerosa, come
detto adesso il professor Avruscio, sia veramente la grande emergenza che abbiamo. Fra 5, 10, 15 anni l'evoluzione e l'aumento appunto dei bisogni sanitari, ma pensiamo solo alle pluripatologie dell'anziano, sono anche un bisogno sociale, sono anche un bisogno psicologico, sono anche un bisogno assistenziale che rischia di schiacciare i singoli che magari hanno anche poche risorse economiche davanti a una necessità di cura che non è soltanto appunto l'evento acuto, ma il modo in cui ridisegno tutto il mio percorso di autonomia e di esistenza negli anni successivi. Ecco, questo è l'investimento di sistema che adesso abbiamo da fare tutti insieme. Katia da Venezia, vai Katia. Salve, salve, senta, niente, io ho sentito un po' parlare sulla sanità. Ecco, io volevo dire una cosa molto importante, ecco, per quanto riguarda le case di riposo. Ecco, ho notato praticamente con i parenti miei e anche persone che assisto, va bene, che purtroppo c'è un problema molto grande. Tolgono continuamente le persone lavoratrici e la gente praticamente, sia gli infermieri che le OSS sono talmente poche che non riescono a fare niente, addirittura neanche con l'acqua, quindi di conseguenza quando arrivo anche la persona che mi chiede di assistere l'anziano, del papà, quello che è, purtroppo si ritrovano a dover pagare una persona extra oltre i 2.300 euro mensili, ecco, per dover praticamente assistere anche solo per bere l'acqua. Quindi niente, volevo dire appunto queste cose qua, che purtroppo oltre che negli ospedali, nelle case c'è anche il problema, perché chi paga e pensa che l'anziano va a stare su una struttura che viene seguita, purtroppo con il taglio del personale le persone che lavorano sono in stress continuo, perché non riescono assolutamente a poter gestire le persone anche solo del stesso piano, perché sono 2 OS, per esempio dove sono io, in molte altre parti sono 2 OS per piano e hanno non so quanta gente, quindi ci ritroviamo proprio ad avere un problema anche che non si riesce, oltre che l'anziano è solo, ecco, non si riesce neanche a dar da bere. Quindi grazie Katia, molto chiara, hai fatto bene ad evidenziarlo, veramente, perché questi sono i problemi che la gente vede. Avete sentito che non si ricordano neppure più dei droni, dei fuochi d'artificio, delle luminarie, ma ritornano nei problemi che hanno quando escono di casa o quando hanno bisogno di cure. Professor Avruscio, ma non è che forse anche il mondo del volontariato, io l'ho chiesto anche al presidente Stefani, dovrò avere anche un confronto con lui, che deve fare chiarezza chi siamo e cosa facciamo, perché tutti non possiamo fare tutto, ognuno deve fare il ruolo per cui è nata l'associazione. Allora con questo anche forse il mondo anche della sanità avrebbe più potere, come abbiamo sentito abbiamo bisogno di accompagnamento alle persone, ma quante associazioni abbiamo di volontariato che fanno questo? Però non li vedo, non vengono chiamati. Non ci sono, eppure abbiamo questi numeri. C'è chi accompagna le persone con i pulmini, hanno i pulmini, ma se non sappiamo a chi andare a prendere, i pulmini rimangono fermi. I medici di famiglia che non hanno l'elenco delle associazioni di volontariato nel momento che il paziente viene dimesso dall'ospedale, che possono dire ecco, questa associazione può dare una mano, perché la squadra ha bisogno di più cose. Professor Avruscio, non è che anche gli ospedali, visto adesso toglieranno il sociale agli ospedali, perciò anche questi benedetti piani territoriali che neppure i sindaci sanno dove andranno a parare, pensate voi. Ecco, ci sarà qualcosa, un cambiamento, perché se perdiamo anche il mondo del volontariato, perché guardate che se alzano ancora l'asticella, dobbiamo pagare per fare i volontari, questi siamo arrivati, io non so come andrà a finire, perché se perdiamo il mondo del volontariato, guardate che non ce n'è per nessuno. Professor Avruscio, cosa dice? Anche l'ospedale cambiare strategia, proprio grazie anche al mondo del volontariato. Prego. È fondamentale, anche perché quello che sottolineava la signora Katia, no, se non sbaglio da Venezia, allora non è che c'è un taglio del personale, non c'è nessun taglio del personale, non abbiamo personale, cioè non c'è personale che viene a lavorare, i bandi di concorso si fanno, ma medici, infermieri, OS non rispoce, non vogliono fare questo
questo lavoro, tant'è vero che si pensava addirittura a prendere infermieri dall'India. In Calabria per esempio hanno preso medici, hanno fatto un accordo col governo cubano, eccetera. Quindi poi ci spieghiamo perché questo succede. Però prima voglio fare una chiosa sul volontariato. Il volontariato è fondamentale, perché il pubblico, le cose, diciamo, la realtà pubblica non riesce a fare tutto se non integrato anche con il volontariato. Lei parlava degli ospedali, ma se non ci fosse in ospedale l'associazione volontari ospedalieri, il cosiddetto AVO, se non ci fossero i volontari che lavorano nella Croce Verde, se non ci fossero i volontari che lavorano nella Croce Rossa, è chiaro che sarebbe molto molto peggiorativo il discorso. E quando si parlava di integrazione, l'integrazione è fondamentale, perché noi stiamo ragionando ormai da anni, ecco dove va rovesciata la piramide, a compartimenti stagni. Perché vede Mirella, io l'ho sempre detto, se lei va ad analizzare come viene organizzata la sanità a livello regionale e a livello nazionale, noi abbiamo, in ospedale c'è un'organizzazione che è fatta da personale che sono dipendenti dello Stato, della regione. Nel territorio è organizzato medici di medicina generale, specialisti ambulatoriali esterni, guardia medica, pediatri di libera scelta, sono liberi professionisti e ognuno di questi hanno un contratto nazionale con lo Stato, sono liberi professionisti convenzionali, ma quando poi dopo vai a fare il contratto dei medici di base, dei pediatri di libera scelta, ognuno cerca di tirare acqua al proprio mulino e quindi si perde di vista quello che è l'oggetto fondamentale di tutto, che è la persona, su cui poi devo costruire il sistema sanitario. Ma qui mi sembra che il sistema sanitario si costruisca intorno alle categorie, all'ospedale, al medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta. Ecco dove sta la rivoluzione vera, quella di pensare al paziente, quindi l'integrazione di tutte le figure, lo psicologo, il medico, l'infermiere, perché oggi dobbiamo ragionare anche per risparmiare risorse in senso plurispecialistico, in senso di un'equipe proprio che lavori intorno al paziente, alla presa in carico del paziente dal domicilio all'ospedale e viceversa. Se non riusciamo a fare questo sforzo, che poi è uno sforzo politico di avere coraggio di rompere con tutte queste categorie orticelli che ognuno di noi nel tempo si è costruito, noi non arriviamo da nessuna parte. Grazie professor Abruzzo di averlo detto, dobbiamo fare squadra e non ognuno il proprio orticello, perché così non andremo da nessuna parte, questa è la verità. Leone da Trebaselle, che vai Leone? Ciao Mirella, grazie, saluto i tuoi ospiti. Allora io mi chiedo cosa fanno in giro certi psicotici, per esempio quello che ha ammazzato quel carabiniere a Bologna che aveva accumulato decine di furti, di cose tanti reati. E poi è quello che ha ammazzato quella ragazza a Milano, il peruviano, anche lui aveva reati, era agli domiciliari. Com'è possibile? Cioè non hanno uno psicologo da consultare prima di lasciare libera certa gente? Ciao Milena, grazie. Grazie a te Leone, qui penso che andiamo bene col dottor Luca Pezzullo, perché la verità abbiamo tanti fuori di testa in giro perché non ci sono le strutture che vi accolgono e le famiglie non sono in grado di gestire queste situazioni. Anche qua bisognerà rivedere perché i numeri cominciano a preoccupare ormai. Prego. Diciamo che il grande tema della salute mentale in questo paese è un tema di cui si parla molto poco. Tradizionalmente fino a poco tempo fa, pochi giorni fa, è stato approvato un nuovo piano nazionale di azione sulla salute mentale che va a portare nuovi finanziamenti da lungo attesi, ma in Italia abbiamo sempre avuto un problema di sottofinanziamento della salute mentale. Tanto per dare un numero indicativo, in Italia abbiamo una media di 5 psicologi ogni 100.000 abitanti nelle strutture sanitarie pubbliche. Il numero in Europa è di 20 psicologi, la media europea, ogni 100.000 abitanti, quindi in Italia ne abbiamo un quarto. E la media target europea, l'obiettivo sarebbe di 40 ogni 100.000, che è quanto hanno nei paesi scandinavi.
Ora in Italia abbiamo quindi 1/8 degli psicologi strutturati e che non sono cambiati negli ultimi 25 anni. Siamo l'unico paese europeo che non ha un servizio di psicologia scolastica strutturato. In tutta Europa, anche nei paesi che magari consideriamo di economie meno sviluppate o meno strutturate della nostra, sono più avanti di noi. Ma anche gli psichiatri da questo punto di vista hanno gravi difficoltà, ci sono pochi psichiatri nelle strutture pubbliche e non abbiamo spesso la capacità di investire economicamente in maniera attenta in modelli di cura strutturale, lasciando spesso da sole le famiglie. Allora da questo punto di vista abbiamo bisogno di tanti tipi di interventi, abbiamo bisogno intanto di sdoganare il tema della salute mentale come un tema di salute pubblica, di salute sociale e di benessere collettivo, e in questo credo che i giovani stiano facendo un lavoro generazionale importante. Ci sono state le ultime elezioni studentesche all'università e una cosa che mi ha colpito, se penso com'era 30 anni fa la situazione, c'erano i manifesti con il programma delle varie liste di giovani che si candidavano alle elezioni universitarie che nel programma avevano la richiesta dello psicologo di base o dello psicologo universitario e penso 30 anni fa non era un tema che era nei programmi di questo tipo. Ecco, i giovani oggi chiedono, quando parliamo con gli adolescenti, la famosa generazione Z, i giovani adulti, chiedono e rivendicano il benessere psicologico, il benessere e la salute mentale come un loro diritto civile, che è un tema che è un'evoluzione molto importante che fino a 20-30 anni fa invece non si sapeva, veniva un po' stigmatizzato, invece questo è un problema che ci porta ad avere tutta una serie di conseguenze difficili oggi. Ecco, investire nel benessere psicologico, nel diritto dovere di ognuno e di ciascuno di noi, nel proprio benessere psicologico e in una buona salute mentale diffusa è un elemento di garanzia di benessere per tutti e di sicurezza sociale in senso lato. Grazie al dottor Luca Prezzullo, Presidente Ordine Psicologi del Veneto. Sentiamo come ci saluta il professor Giampiero Avruscio. Grazie intanto Mirella, grazie al dottor Prezzullo, è stata veramente una trasmissione che mi ha allargato il cuore perché ha toccato degli elementi e dei temi che sono quotidiani, come lei sempre dice Mirella. Come vi saluto, intanto adesso io spero che con il nuovo assessore che abbiamo, l'amico Gino Gerosa, grande professionista, grande chirurgo insignito anche della medaglia d'oro alla sanità pubblica, recentemente dal ministro della salute e dal presidente Mattarella, ed ero presente quel giorno. Spero che effettivamente il suo contributo sia fondamentale per cercare di cambiare le cose, soprattutto quello di rendere attrattivo il nostro mondo, perché abbiamo bisogno di giovani preparati sia nel campo medico, nel campo infermieristico, negli psicologi, perché se non si rende attrattivo questo nostro mondo e questo nostro modello, e allora è chiaro che insomma per quanti muri noi possiamo fare, però se non mettiamo dentro le competenze insomma magari il professore Avruscio sentire anche il dottor Pezzullo, ecco, magari buona salute, anche le idee. E buona salute a tutti. Allora professor Avruscio, magari anche confrontarsi anche col dottor Pezzullo che è qui per vedere di fare questa squadra, per capire come aiutarsi a vicenda, perché di questo abbiamo bisogno, di formare una squadra nuova fatta di persone competenti e preparate. Grazie, pubblicità. Arrivederci. E saluto il dottor Franco Polato, presidente SILB, Sindacato Locali da Ballo Venezia Rovigo. Grazie veramente dottor Polato di essere qui e ringrazio ancora il presidente dell'Ordine dei Psicologi del Veneto, il dottor Luca Pezzullo, di essere rimasto con noi, perché anche lui vorrebbe fare delle domande, penso, a questo presidente. Allora presidente, io ho sentito una cosa che non sono molto d'accordo. In Italia non sarebbe successo, in Italia siamo super controllati. È vero, io non dimentico quella strage che è stata fatta in Italia sul locale dove c'era un concerto, dove vi ricordate è morta questa mamma che aveva accompagnato sua figlia a vedere questo concerto, perché anche là il locale non era a norma. Allora, dottor Polato, non le sembra che qualcuno prima di parlare debba riflettere? È vero, lui parla magari del suo locale, di quello che conosce, ma il problema è che ne basta uno in Italia
che non sia norma per far succedere la tragedia. Su un colpo solo abbiamo perso 40 ragazzi, quella volta su un colpo solo vi ricordate quanti morti. Allora, dottor Polato, cosa c'è che non va? Perché voi ce la state mettendo tutta per cercare di far capire quanto impegno ci mettete, però c'è anche chi guarda il business e guarda agli introiti più che al bene della comunità, la quale si riversa su questi locali. Parliamo di giovani, è colpa dei giovani? No, è colpa dell'adulto che non c'era, che non ha vigilato su questa realtà molto fragile, che non si rende conto del pericolo, perché quella l'età l'abbiamo provata tutti. Prego, dottor Polato. Innanzitutto la ringrazio per l'invito, saluto tutti gli ospiti e i telespettatori. Volevo portare a nome mio, a nome di tutta l'associazione che rappresento, più grande in bocca al lupo alle famiglie, perché purtroppo oggi è questo il problema adesso, riuscire ad affrontare quella che è diventata una tragedia. Allora, Le Constellation non è mai stata una discoteca, ok? Quindi è un noto locale aperto al pubblico, autorizzato, con bar e cibi e bevande, somministrazioni. Non è mai stata una discoteca, per cui non aveva tutte quelle autorizzazioni di cui oggi una discoteca deve datarsi, cioè deve assolutamente avere. E qualcuno si è mai domandato perché non si aprono più discoteche negli ultimi decenni e il numero si è notevolmente ridotto? La risposta è molto semplice, perché aprire a oggi una discoteca ci vogliono un sacco di soldi, giustamente, e rispettare le normative che sono rigidissime, per cui sotto casa i bar, i ristoranti servono solamente una console e creano quel contesto che è quello della discoteca. Ma non è assolutamente possibile a oggi una tragedia di quel tipo nel nostro paese. Lei prima menzionava Corinaldo, presumo, dove era successo. Corinaldo era un'ex discoteca perché non aveva le licenze, ha aperto, ha fatto quella serata in barba a tutte le norme e poi è successo il problema. Per cui facciamo, ecco, la cosa a cui tengo, facciamo chiarezza. A oggi in Italia una cosa di quel tipo lì non può avvenire perché il personale, perché i materiali, perché le norme di pubblico spettacolo che noi abbiamo sono severissime. Ok? Le vie di sicurezza, la capienza viene data in base alle uscite di sicurezza, in base ai materiali, cioè c'è una commissione e ogni rappresentante della commissione, c'è dentro i vigili del fuoco, ci sono dentro l'ASL, c'è dentro la questura, cioè ognuno guarda la pratica per le proprie competenze e esprime un parere che può essere favorevole a fronte di materiali, normative, certificati, formazione del personale, che è una cosa importantissima. Detto ciò, la tragedia è successa, portiamoci a casa tutti questa esperienza che deve servirci assolutamente in futuro. E mi faccia prendere una parola, non preoccupiamoci della notte, no? Perché questo è l'altro grande, cambiamo paradigma, occupiamoci della notte, che può essere una risorsa, e quindi come tale cerchiamo di far vivere questi momenti come devono essere vissuti in ambienti sicuri. Il SILB ha una task force e io l'ultimo dell'anno ho avuto diverse segnalazioni di cose, di feste abusive. Non sa Mirella quanto tempo io dedichi ogni giorno a segnalare alle autorità competenti cose abusive di questo tipo. Io passo gran parte del mio tempo a segnalare alla nostra task force, che poi di conseguenza segnala a tutte le autorità preposte, chiaramente, però dall'altra parte troviamo un po' di reticenza. Uno, perché le persone che possono andare fuori a fare controlli sono pochi, perché le amministrazioni hanno poco personale, perché mediamente queste cose succedono la sera, per cui la sera il personale non ce n'è molto e si innescano tutta una serie di problemi e di particolari. Sono d'accordo con voi quando dite è
è stato un problema ed è un problema che devono caricarsi i grandi, tra virgolette, perché i piccoli di tutte queste cose non lo sapevano. Infatti abbiamo visto come si sono comportati, sembrava quasi un gioco, sembrava cosa, perché per loro una fiamma, la fiamma è qui, io mi sposto e è finito il problema. Invece si innescano tutta una serie di problematiche non da poco, e succedono le tragedie che sono successe. Grazie, lì c'è una grande, perché sono se vuole veramente il mio questa parere, puntata c'è una chiudiamo grande... alle 11:30 oggi, perciò devo correre perché non faremo neanche l'assegno, andremo tutto dritto con gli ospiti. Vuole fare qualche domanda, dottor Pezzullo, visto che abbiamo il presidente del SILB? Ecco, cos'è che la preoccupa di più? Ecco, questi giovani che non si rendono conto, che alzano sempre di più l'asticella con la velocità, con il bere, con la droga. Ecco, cosa vuole dire il presidente del SILB, dottor Pezzullo? Ma io credo che l'osservazione che ha fatto il presidente sia molto importante e molto opportuna. Negli ambienti sicuri e controllati, quelli che sono come dire, legali e che entrano all'interno di un percorso trasparente di verifica, la sicurezza aumenta per tutti e questo diventa un valore aggiunto per i ragazzi, per le famiglie, per lo stesso sistema imprenditoriale che lo porta avanti. Questo è un elemento fondamentale, e l'osservazione che ha fatto invece è proprio quello del sensibilizzare e dell'andare a contrastare tutto quel fenomeno borderline, nell'ombra, di situazioni non regolate, senza autorizzazioni, ambivalenti, su cui in effetti è importante che tutto il sistema legale, diciamo, delle feste, del ballo, eccetera, prenda una posizione chiara, come pare appunto che stia facendo il sistema italiano da un po' di tempo in maniera importante. Però avevo anche una curiosità, che approfitto insomma della sua presenza: qual è il tipo di formazione che viene dato al personale che opera nella sicurezza, eccetera, sugli aspetti psicologici di gestione del panico, di gestione della folla nelle situazioni di emergenza, e se ci sono dei percorsi di formazione specifici su questi versanti. Questa è una curiosità che mi ponevo. Dottor Polato, magari si fa squadra anche col dottor Pezzullo, che è il presidente dell'Ordine dei Psicologi. Penso sarebbe molto importante organizzare anche questi incontri. Prego, dottor Polato. Sì, arrivo subito alla sua risposta. Prima ci tenevo a dire, perché in diverse sedi mi chiedono: i giovani sono cambiati, i giovani sono cambiati. Il mio pensiero è abbastanza semplice in merito a questo, e ci tengo a sottolinearlo. I giovani hanno sempre due gambe e due braccia, voglio dire, sono sempre gli stessi. Secondo me quello che è cambiato sono i modelli di riferimento che hanno i giovani, e cioè le famiglie. Il papà e la mamma che si alzano, vanno a lavorare, presentano dei metodi di crescita. Quello che non sta funzionando, secondo me, e poi si ripercuote, e quindi quando mi dicono i giovani sono cambiati, no, non sono cambiati i giovani, sono cambiate le famiglie, sono cambiati i genitori. Questo ci tenevo, e poi qua chiaramente il suo ospite aprirà sicuramente un mondo, però ripeto, i giovani sono sempre quelli di sempre, che si ispirano a dei modelli e crescono in funzione ai modelli che gli vengono proposti, un'educazione, un ambiente. Non dobbiamo sempre scaricare tutto, per carità, sulla scuola, sugli enti pubblici, i patronati non ci sono più, i nonni sono nel mondo del lavoro, quindi è un'altra figura di riferimento perché vanno in pensione tardi. Sono cambiati i modelli sociali, però ripeto, i giovani di per sé hanno delle colpe relative, hanno forse la colpa di essere nati in questo periodo, però presumo non sia una colpa. Ok, detto questo, e ci tenevo appunto a sottolinearlo e portarlo all'evidenza dei suoi ospiti, sia nei lavoratori, per quelli che lavorano all'interno da noi vengono detti safety and security, quindi fanno un discorso di sicurezza rispetto a come prendere in mano un estintore, come intervenire, cosa fare, vedere le vie di fuga, quando arrivi nel posto del lavoro che siano ispezionate le fughe. C'è un responsabile chiaramente di tutto questo progetto all'interno di ogni azienda, e poi c'è l'aspetto del primo soccorso. Ok, il primo soccorso, io quando arrivo, alzare le gambe, chiamare il 118, cioè vengono fatti e sono obbligatori i corsi all'interno appunto dei lavoratori che operano nel mondo dello spettacolo. Questo glielo garantisco, perché devono essere certificati, e durante i controlli e le ispezioni sono i primi certificati che vengono richiesti. C'è molta sensibilità attorno a questo. Convengo con lei,
dei gestori che la tengono in primaria considerazione, ci sono altri invece che fanno, diciamo, la cosa per cui la formazione base. Però, ripeto, ci sono corsi, c'è della formazione, c'è assolutamente. Quello che non c'era che abbiamo visto in quel locale lì. Le vie di fuga devono essere sicure, libere, e devono essere illuminati gli estintori ogni volta che arriva in effetti nei locali. Noi ci vengono previsti dei certificati anche alle ambulanze, i medici, per cui abbiamo tante norme di sicurezza da questo punto di vista. Quando arriva la squadra e difatti alle agenzie al quale appaltiamo la sicurezza, a parte i nostri lavoratori, quelli all'interno, chiediamo sempre che venga la stessa squadra, perché sa esattamente le dinamiche che succedono, perché ogni locale ha le proprie dinamiche, ha le proprie uscite, e quindi cerchiamo di chiedere alle agenzie di mandarci, agenzie di cui hanno tutti gli uomini e delle liste in prefettura, per cui voglio dire, Dottor da quel Polato, punto di vista scusi, ma dico, da noi non può succedere, perché stiamo parlando proprio di inadempienze assolute. Dottore, mi sente, perché devo correre perché sono in chiusura. Le chiedevo, dottor Polato, i numeri che avete, come è stato chiuso il 2025 rispetto al 2024 per quanto riguarda l'uso di alcol, di superalcolici, di droga. Come vedete voi la situazione? Voi avete il polso veramente in mano di questi ragazzi. Come ha funzionato il 2025? Sì, noi abbiamo un bel progetto con l'USL di riferimento appunto della zona. Abbiamo durante le serate, soprattutto nel periodo estivo, dei ragazzi che vengono fuori, che informano i ragazzi sulle pericolità delle droghe, ma che numeri avete? Hanno bevuto di più, erano drogati di più? Cosa avete visto nel 2025? Diciamo che grosso modo, insomma, lo sballo del sabato sera è diventato un po' un progetto condiviso da tutti, nel senso che il ragazzo il sabato sera piace sballare. L'altra cosa che è emersa invece, che è un dato nuovo un po' per tutti, è la ludopatia. Questo è un altro dato interessante che è venuto fuori appunto nei monitoraggi, la ludopatia. Per quanto riguarda le droghe, l'uso delle droghe, l'uso dello sballo il sabato sera, la liturgia si conferma un po' quella, insomma, non è né in crescita né in diminuzione, è stabile, purtroppo, dico io, però allora, dottor Pezzullo, come commenta queste parole che ha detto il dottor Polato? Adesso sono proprio in chiusura, come chiudiamo? Cosa vorrebbe dire e con quale messaggio ci lascia, dottor Pezzullo? La cosa importante è quello che ha detto il dottor Polato, cioè che c'è un'attenzione dei gestori. Ogni tanto quando si parla di dati negativi, l'aumento del bullismo più che la frequenza, la diffusione di sostanze d'abuso eccetera, le persone si preoccupano perché ci sono i fenomeni, però questi sono degli indicatori, come dire, non ci possiamo arrabbiare con l'indicatore dell'olio della nostra macchina, non è l'indicatore il problema. Allora il fatto che noi abbiamo degli indicatori, che c'è attenzione, c'è sensibilità, c'è responsabilità di tutte le parti in causa, sistema sanitario, gestori, professionisti, sistema del volontariato, e abbiamo dei dati, ragioniamo sui dati, li teniamo monitorati, costruiamo delle azioni su questi dati, è l'elemento positivo. Adesso c'è più sensibilità che in passato, quindi i fenomeni ci sono ancora, vanno gestiti, ma c'è una mentalità che sta evolvendo verso il prendere il toro per le corna, come si suol dire, e questo è l'elemento più positivo. Anche perché abbiamo sentito dal dottor Polato, che ringrazio, che non abbiamo aumentato ma non abbiamo neppure diminuito, siamo là, e là bisogna giocarci, là bisogna veramente entrare nel sistema e vedere come fare per far capire a questi ragazzi che si stanno rovinando la vita se continuano a fare queste cose. Dottor Polato, come ci saluta? Vi saluto, che vi auguro un buon ballo a tutti innanzitutto, e che i nostri locali, io parlo chiaramente di Venezia e provincia, comunque insomma anche tutti i colleghi sparsi per l'Italia, vi posso garantire che oggi la legislazione italiana per quanto riguarda le licenze di pubblico spettacolo, quindi le discoteche, è estremamente severa, ve lo posso garantire, perché ci sono degli investimenti importantissimi sui materiali, sulle strutture, sono veramente, è tutta roba certificata. Un materiale ignifugo costa
5 volte, 10 volte tanto quello che costa quello che avete visto bruciare, è proprio la cosa più semplice fatta col petrolio ed è cioè non può essere neanche presa in considerazione nei nostri locali, per cui dopo ci sono dei gestori che sono più o meno attenti, che sono più o meno sensibili, però assolutamente, ripeto, i locali, e stiamo portando avanti anche un bollino di riconoscimento proprio perché tutte queste normative, magari tecnicismi, diventano un po' difficili, diciamo, per il genitore, quindi vorremmo mettere fuori, al di fuori dei nostri locali, un bollino di garanzia per cui tutte queste norme sono state soddisfatte, perché all'ingresso dei locali viene esposta la licenza, però ripeto, sono tecnicismi, sono cose. Ci piaceva un bollino di riconoscimento in modo tale che io arrivo, e poi faremo della comunicazione su questo, io arrivo anche genitore la prima volta che lo porto e vedo questo bollino che è un percepito di garanzia, perché Buona effettivamente cosa dietro dice, dottor Pezzullo? risponde a Ottima certificati e a quant'altro. Ottima cosa, dottor Polato, veramente una bella idea, una bella iniziativa, un bel progetto, almeno so che là mio figlio, almeno quello che si vede è sicuro, so che il locale è veramente un'ottima idea questa, perciò mi farà piacere averla ospite ancora per fare queste comunicazioni, perché è molto importante. Grazie veramente al dottor Franco Polato, presidente SILB, sindacato locali da Ballo, Venezia e Rovigo, grazie veramente anche al dottor Luca Pezzullo, presidente ordine psicologi del Veneto, che sono stati con noi. Adesso noi ci salutiamo e ci vediamo domani.